Sportivi siciliani di Gold 78 per la Sicilia e per la Calabria sul canale 78 del Digitale Terrestre, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo sempre pronti a raccontarvi le emozioni dei campionati dilettantistici siciliani, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria, anche se questa settimana la prima categoria è ferma. Come al solito, attraverso immagini, attraverso interviste e commenti, cerchiamo di spulciare sulla domenica che è già alle nostre spalle. Pertanto iniziamo subito con la puntata e lo facciamo subito con la Serie D. Si è giocata la 24esima giornata, la settima giornata di ritorno. Guardiamo subito il tabellino con i risultati di questa domenica. ACR Messina batte Cittanovese 2-0, Castrovillari Marsala 2-2, Città di Aciriale batte Roccella 3-2, Giuliano batte FC Messina 1-0, Nola batte Corigliano 4-1, Palermo batte Biancavilla 2-0, San Tommaso batte Palmese 3-2. Savoia batte Licata 4-0, Troina batte Marina di Ragusa 1-0. Continua la marcia vittoriosa del Palermo in questo campionato di Serie D, girone I, ancora in testa con 60 punti. A seguire il Savoia con 53, il Giuliano con 43, FC Messina e Città di Aciriale 42, Troina 40, Licata 38, Biancavilla 35. ACR Messina e Nola 33, Cittanovese 32, Castrovillari 29, 23 per il Marina di Ragusa, Corigliano 22, San Tommaso 20, Roccella 19, Palmese 11 punti. Sguardo al tabellino della 25esima giornata, si giocherà domenica prossima. Biancavilla Nola, Cittanovese Giuliano, Corigliano Palmese, FC Messina Savoia, Marina di Ragusa Città di Aciriale, Marsala Troina, Roccella ACR Messina, San Tommaso Castrovillari, Licata Palermo. Anche domenica prossima tanti derby in terra siciliana per quanto riguarda questo girone I del campionato di Serie D. Iniziamo subito con le immagini, servizio adesso riguardante il pareggio fuori casa a Castrovillari del Marsala, è finita 2-2. Il Castrovillari di Patron Di Diego non va oltre il pari nel match sul terreno amico contro il Marsala di Mister Terranova. La cronaca della partita ci porta al secondo minuto quando Zagari neutralizza la doppia conclusione di Mascari da distanza ravvicinata. All'11° ancora siciliani pericolosi, Majorano scappa via in contropiede lo scarico per Mascari che di sinistro impegna il numero 1 rossonero. La prima timida azione dei padroni di casa arriva al 27° con Guarracino che batte a rete ma il tiro è debole e centrale, para senza difficoltà Russo. Al 28° il Castrovilla ripassa, azione dalla fascia sinistra, la ragione calibra per Cangemi che da pochi passi deposita in rete. Doccia fredda per i siciliani che vanno sotto al primo vero affondo dei rossoneri. Nemmeno il tempo di gioire che i siciliani trovano il pareggio. Al 30° su calcio di punizione da 25 metri Candiano disegna una traiettoria velenosa che non dà scampo a Zagari. Si chiude così il parziale sul risultato di 1-1. Nella ripresa il Marsala cerca e trova il vantaggio al 16°, Locascio prende palla sulla fascia di competenza, si accentra e dal limite lascia partire una rasoiata che muore nell'angolo basso della porta difesa da Zagari. La reazione dei padroni di casa al 33° con Guarracino. Il destro del numero 9 manca lo specchio. Al 39° il Castrovillari pareggia, micidiale ripartenza dei rossoneri, Guarracino serve Rosi in equilibrio precario, il sinistro del giovane attaccante non dà scampo a Russo. Il gol galvanizza i padroni di casa che provano anche a vincerla la partita. Al 46° la ragione da buona posizione spara alto sulla traversa. Al 48° sul cross di Barillaro dalla destra Cangemi non ha un buon controllo, si salva Russo. Al 49° per poco non arriva la beffa per l'11 di Mister Marra. Majorano lancia nello spazio la Vardera sul destro del numero 27. Zagari salva il risultato. Finisce così 2-2, un match che il Castrovillari ha provato a vincere ma che nel finale ha anche rischiato di perdere.
Mi si avete accarezzato anche la vittoria per qualche fino alla fine, poi insomma è arrivato il pareggio del Casfrile, ma sicuramente un Marsala che ha fatto una grande prestazione oggi. Sì, una buona gara, peccato per il pareggio finale. Abbiamo rischiato poco in tutto l'arco della partita ed è onestamente un peccato non portare 3 punti a casa. Faccio complimenti a Castroviller che ci ha creduto fino alla fine, anche se potevamo evitare sicuramente il gol del pareggio. Rimane la prestazione dei ragazzi dopo una settimana un po' turbolenta. Guardiamo il futuro cercando di pensare positivo. E proprio al di là della settimana turbolenta, guardando anche la classifica, ritengo insomma che soprattutto per quello che si è visto oggi in campo, ritengo ci sono tutte insomma le armi per conquistare una salvezza tranquilla. Sì, abbiamo tutte le armi, tecnicamente abbiamo tutte le armi per raggiungere la salvezza in maniera diretta. È chiaro che dobbiamo sistemare un po' di cose, dobbiamo sicuramente essere un po' più sereni. Secondo me la squadra può raggiungere l'obiettivo finale. Nello scontro diretto per quanto riguarda i play-off perde purtroppo l'FC Messina in terra campana. Guardiamo il servizio. 24esima curva del campionato di Serie D, il main event di questa giornata per il girone è sicuramente la sfida del De Cristofaro, dove il Giuliano di mister Agovino, reduce dal pari per 1-1 allo stadio Aldo Campo di Ragusa, ospitava la terza forza del girone, il Football Club Messina, reduce invece da una vittoria spettacolare nell'ultimo turno allo stadio Franco Scoglio sul Nola per 2-0, firmata da Fissore e da Carbonaro. Coloratissimo e rumorosissimo il tifo in favore dei Tigrotti, quando grazie alle immagini a cura di Antonio Caroe possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida che si apre col primo tentativo di marca locale. Il tentativo però è totalmente sballato da parte del numero 4 Antonio Tarascio, giallo-blu che si rendono pericolosi poco dopo con questa volée da parte del numero 11 Micillo, che però non inquadra lo specchio della porta difesa da Marone, prova ad alleggerire il forcing avversario. Allora il Football Club Messina, solido calcio di punizione di Alessandro Marchetti, sul quale prova a svettare Matteo Fissore senza successo. Qui Bevis scambia con Coria, chiama in causa Correnti, il quale allarga a sua volta in favore di Casella, che dà uno sguardo dentro, prova a chiudere lo stesso numero 24 Riccardo Correnti senza creare grattacapi dalle parti di Mola. 3 minuti di recupero concessi al direttore di gara De Vincentis, dove non accadrà nulla da annotare sul nostro taccuino. Un primo tempo piuttosto noioso da queste due formazioni. Possiamo passare allora a raccontarvi del film della ripresa, che si apre con la prima iniziativa di marca giallo-blu, il tentativo ancora di Micillo, che però fa il solletico a Marone, che blocca la sfera in presa sicura. Dall'altro lato si fa vedere Correnti, che scambia con Carbonaro, penetra in area di rigore, Correnti sguscia, Correnti ci deve mettere i guantoni il numero 1 locale Mola. Dal corner che ne consegue, solita palla liftata dentro di Facundo Coria, prova Carbonaro, sopraggiunge Bevis dalle retrovie da buona posizione, però calcia alle stelle il numero 93. Al minuto 55 fuori Facundo Coria, dentro Ezechiel Melillo, e questa la prima mossa di mister Ernesto Gabriele. Giuliano che però torna a farsi pericoloso in avanti, il tentativo questa volta di Orefice. Marone controlla che la sfera si spenga a fondo campo. Segue il secondo cambio dell'FC Messina con Miele, che va a rilevare un infortunato Brunetti. Alessandro Marchetti che va a scalare sulla linea dei difensori. Occhio però al Giuliano qui con Orefice che sguscia in area, atterrato da Quitadamo, indica in maniera decisa il dischetto del calcio di rigore. Il direttore di gara De Vincentis dal punto di battuta si presenta. Gennaro Esposito all'occasione per siglare la quarta rete in 3 giornate. A tu per tu con Marone, va Esposito, ma Marone lo ipnotizza, si resta sullo 0-0. Il miracolo del numero 12 giallorosso. Di lì a poco verrà anche allontanato il tecnico dei Tigrotti Agovino per qualche protesta all'indirizzo del direttore di gara. Si prosegue intanto con i cambi, infatti staffetta tra Carbonaro e Lucas D'Ambros. L'ex Trapani infatti entra al De Cristofaro. Occhio però al Giuliano ancora pericoloso in avanti. Qui Marchetti rimedia il secondo giallo per questo atterramento ai danni di Orefice. Ineccepibile la decisione del direttore di gara De Vincentis. Football Club Messina che dovrà terminare in inferiorità numerica dentro Falco, fuori Correnti. Occhio però al Giuliano che vuole sfruttare la superiorità numerica con Orefice, deviato il suo tentativo da Matteo Fissore, ingannato Marone. Arriva la doccia fredda, 2 al termine per la formazione di mister Ernesto Gabriele. Il Giuliano mette la freccia grazie alla firma del proprio numero 10 Orefice. Termina così la sfida dopo 5 minuti di recupero. Le Tigri scavalcano in classifica proprio il Football Club Messina, atteso ora dalla prossima sfida interna contro il Savoia. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento alla prossima.
Rimangono sempre 7 i punti di distacco del Savoia nei confronti del Palermo, un Savoia che comunque stravince in casa 4-0 contro il Licata. Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Alfredo Girò di Torre Annunziata per la 24esima giornata del campionato di Serie D. Girone I si affrontano il Licata e il Savoia. Convitto sulla sinistra, zona Convitto, punta l'uomo, entra in area, Convitto tra due uomini, Convitto si gira, il tiro, la parata di Coppola. In carica della battuta vediamo il tiro la parata di Serenari che si distende come un gol. Spazio, Sugi serve sulla destra per il tiro di Tascone, la palla stava finendo fuori, poi Convitto perde la palla ma c'è Manfredi, limite dell'area di rigore, Manfredi il tiro, fuori. Sono ancora a palla, Scalzone deve davanti a sé a Daniello, lo supera, Scalzone il tiro, poi proprio Daniello con il corpo va a traversa del Savoia e c'è gol del Savoia che è arrivato in maniera assolutamente fortuita perché Scalzone Devena ha fatto, mi pare sia stato Devena a fare partire un tiro dalla tre quarti che ha superato Serenari. Serenari aveva preso la palla con la mano, la sfera ha sbattuto sulla traversa ed è finita praticamente sulla testa. Lo scambio è ancora proprio Rondinella il tiro e Serenari dice di no. Calcio d'angolo già battuto corto, Tascone ancora per Dionisi, ancora Serenari al 41esimo, serve Greco lo stop verso Adeyemo il tiro sul portiere, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, siamo proprio sulla lunetta dell'area di rigore, direttamente in porta, palla che sarà toccata da un compagno, tiro, gol. Palla che praticamente è passata attraverso le gambe della barriera del Licata. 2-0 in favore del Savoia. Vuoto Porcaro, può partire il contropiede del Savoia. Scalzone prova probabilmente il tiro a rete, Scalzone entra in area, il tiro di Scalzone e questa volta Serenari si fa scappare un pallone facile tra le maglie dei bianconeri. Intanto il calcio, ancora un gol e ancora il gol sul calcio d'angolo, il gol è di Osuji che va a mettere la quarta rete per il Savoia. Finisce qui, triplice fischio dell'arbitro Baldi di Roma, Savoia batte Licata 4-0. Vi abbiamo raccontato tutto, adesso le attenzioni sono tutte al big match per il Licata, al Dino Liotta contro il Palermo fra 7 giorni. Servirà un altro Licata. Tante recriminazioni da parte della Marina di Ragusa che torna a casa con una sconfitta 1-0 nei confronti del Troina. Stadio Silvio Proto di Troina, 24esima curva del girone I di Serie D. Il Marina di Ragusa di mister Salvatore Utro rendeva visita al Troina di mister Boncore, reduce dalla sconfitta esterna per 5-1 al Mimmorende di Castrovillari. È stato invece pari interno all'Aldo Campo di Ragusa per la compagine Mazzaridara, 1-1 contro le Tigri del Giuliano. Direzione di gara affidata alla signora Deborah Bianchi e la sezione di Prato coadiuvata da Bonaccorso e Danile. Passa un minuto sul cronometro del direttore di gara per assistere al vantaggio del Troina grazie alla firma di Ibra Bamba che corregge alle spalle di Pellegrino il cross proveniente dalla sinistra da parte di Indelicato. Nel tentativo di rinviare la sfera Beraghi ha innescato l'ex Paternò, troppo facile per il terminale offensivo della compagine ennese. Siglare il gol del vantaggio, prova a reagire il Marina con questa punizione di Puglisi neutralizzata con i guantoni da compagno. Scorriamo fino al 25esimo, cross dalla destra, Veraghi però incorna alto non riuscendo a centrare lo specchio della porta di compagno. Ci prova a più riprese la compagine di mister Salvatore Utro, ma ancora una volta Beraghi non è preciso in questa conclusione mancina. Partita molto spezzettata, avara di emozioni. Formazione di mister Boncore che si rende ancora una volta pericolosa in avanti. Qui infatti non è precisissimo Giuliano, prova da allora ad approfittarne la compagine in maglia bianca. Il tentativo però dal limite dell'area di rigore termina abbondantemente largo alla destra della porta difesa da compagno. Troina ermetico in difesa e pungente in zona offensiva. Qui ancora una volta un disimpegno errato, questa volta da parte di Puglisi a innescare 5 mani che prende il fondo da destra senza riuscire a mettere dentro un cross pericoloso per la porta di Pellegrino. Occasioni da gol che latitano al Silvio Proto di Troina. Qui recupera palla su questo disimpegno da parte di Veraghi. Ibra Bamba forse con un fallo prova ad involarsi verso la porta di Pellegrino. Il destro però dell'ex Paternò viene neutralizzato dall'estremo difensore di
di mister Salvatore Utro. Scorre via senza sussulti la sfida con 5 mani, che prova a mettere dentro questo pallone senza trovare nessun compagno pronto a correggere alle spalle del numero 1 Mazzaridaro Pellegrino. Dall'altro lato prova a farsi notare in avanti l'ex di giornata Mutu Diop, però non riesce a impensierire compagno. Ci prova allora Baldé con questa iniziativa personale, viene tirato giù, prova allora a favorire Diop, sicuro però compagno in presa bassa. Dall'altro lato il colpo di testa alto di De Santis per il Troina a spezzare la monotonia del Silvio Proto prima del calcio di punizione alto di Puglisi. Ultime schermaglie di questa sfida, ancora con un corner in favore del Troina non capitalizzato al meglio. Dall'altro lato ci prova per l'ennesima volta Puglisi direttamente da piazzato senza centrare lo specchio della porta, difesa da compagno. Si spegne la sfida sull'ultima iniziativa del man of the match Ibra Bamba, che prova a fare tutto da solo, lo fa benissimo a Pellegrino, gli sbarra la strada. Termina così al Silvio Proto. Troina si impone su Marina di Ragusa per 1-0, a decidere Ibra Bamba dopo 60 secondi. Sentiamo l'intervista di Lucia Nativo a Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa. Ma arrabbiato perché abbiamo perso una partita senza aver subito un tiro in porta, perché tiri in porta verso lo specchio del Marina importanti non ce ne sono stati. Non mi ricordo, aiutatemi voi, se il Troina, a parte quando eravamo ormai con un difensore soltanto dietro, si è resa pericolosa davanti la porta del Marina di Ragusa. A parte un calcio piazzato, ma non ho visto mai, diciamo, le mie squadre in difficoltà. Il primo motivo che sono arrabbiato è questo, perché non si può perdere una partita senza aver subito un tiro in porta, questo fa rabbia. Sinceramente il primo gol è viziato da un'uscita nostra in verticale, l'arbitro interrompe la nostra verticalizzazione. Il Troina recupera palla, l'azione viene sporcata, viene compromessa, noi eravamo in uscita, il Troina recupera palla e fa gol. Io dico che quando l'arbitro interviene su un'azione in maniera decisa, dove la squadra subisce una ripartenza e comunque non è una situazione di gioco dove fondamentalmente non viene compromessa la partita, deve interrompere il gioco. Quindi questa è l'altra rabbia, che il primo gol è viziato da un episodio veramente assurdo. La terza cosa, non voglio giudicare l'operato dell'arbitro perché non lo faccio in tutte le partite. Dico però che i giocatori non devono determinare il ritmo di una gara e si è permesso al Troina di determinare il ritmo del secondo tempo. Non abbiamo giocato, quindi ci voleva un po' di personalità in più nel far giocare questa partita. Poi l'avremmo persa a prescindere, però non abbiamo giocato il secondo tempo non abbiamo potuto giocare, dal 18° in poi non abbiamo più giocato, quindi questa è la terza arrabbiatura, perché sono 3 episodi troppo importanti. Non abbiamo subito tiri in porta di un certo tipo da una squadra che è tutto l'anno che è nei playoff. Il gol che abbiamo preso è viziato palesemente da un'interruzione di uscita nostra. La terza cosa è che non si può non far giocare il secondo tempo. Non si è giocato. Quindi mi dispiace perché avrei voluto perdere cercando di giocare una partita di calcio e questo mi è dispiaciuto, perché anche il primo episodio del gol subito ha anche un pochettino avvelenato la partita nella nostra testa, perché noi l'avevamo preparata sapendo che di fronte si doveva battagliare e sapendo che 4-1 si poteva venire a perdere, però noi vogliamo battagliare e perdere le partite senza che ci sono altre componenti che possano, fra parentesi, o rompere il ritmo e questo dipende dalla personalità che si ha in campo. Quindi bisognava avere un pochettino di personalità in più. Io non ce l'ho con nessuno, dico che era una partita secondo me di altissima intensità e lo è stato. Peccato perché poi non è uscita fuori una partita tecnicamente bella. Mi dispiace per questo, però noi andiamo avanti. Continua la marcia vincente del Palermo, 2-0 in casa contro il Biancavilla. Queste sono le 2 reti che stiamo guardando, che hanno permesso alla squadra di Pergolizzi di continuare ad essere leader in questo girone I del campionato di Serie D.
Sentiamo adesso le interviste realizzate post gara ai due allenatori, Mascara e Pergolizzi. Diciamo che oggi è andata bene, sono entrati, chi è entrato motivato e questo mi fa piacere, perché comunque accettare anche in un momento dove la condizione fisica è buona la panchina è importante per un allenatore. Sono entrati, mi fa piacere, è tutto merito dei ragazzi. Dopo un primo tempo non giocato bene sicuramente. Abbiamo fatto 10 minuti incredibili, belli, bene. Poi si è fatto male quel giocatore che è stato per terra 5 minuti, 6 minuti, è cambiata la partita, è venuta fuori il Biancavilla, ha fatto meglio di noi e stava meritando. Noi invece abbiamo rincorso la partita, ci siamo allungati. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma probabilmente in una partita del genere, come tante altre partite, ci voleva, ecco, la giocata importante come è stata quella di Siripo. Io vivo giornalmente con loro, li vedo settimanalmente, quindi io penso e credo che l'allenatore non si dia fastidio da solo, quindi cerca di fare il meglio. E sono convinto che adesso ho 6 attaccanti, mi dispiace, devo dire, lo ripeto, per Ficarotta, perché lo volevo fare entrare, perché anche lui in questo momento è un giocatore che sta dando tanto, che sta cambiando, e mi piace, ecco, dire 2 parole perché viene sempre bacchettato da me e quindi forse oggi meritava anche lui di entrare. Purtroppo con la legge degli under e gli over è un po' difficoltoso, però anche Ficarotta sono convinto che ci darà una grossissima mano e meriterebbe anche lui di giocare, quindi credo che per un palermitano essere palermitano e fare così bisogna essere fieri. Anche se io lo sapete come la penso, per me il campionato va giocato, non abbiamo vinto nulla e fin da adesso credo che la partita di domenica di Licata sia fondamentale per noi, per il Savoia e per tanti, quindi mi auguro di prepararla bene e soprattutto che possiamo andare a fare una partita diversa da tutte quelle che abbiamo fatto fino adesso. Io sono orgogliosissimo di allenare questi ragazzi, perché oggi hanno dimostrato veramente di poterci stare e di giocarsela con tutti. Come dicevi tu, potevamo sfruttare qualcosina in più rispetto alle palle create. Se il pallo invece di uscire va dentro, parliamo di un'altra partita, però penso che per 75 minuti la squadra abbia retto il campo benissimo, corti, stretti, difesa alta, giocava a calcio. Poi quando incontri un avversario del genere che ha 20 giocatori, uno più forte dell'altro, secondo me di campi loro hanno fatto la differenza. Fuori casa ormai bisogna cambiare rotta, ma fai sempre delle belle prestazioni, riusciamo a portare niente a casa. Domenica è uno scontro salvezza, ci prepareremo al meglio, ma penso che dopo la prestazione del genere il Biancavilla sia ancora di più in crescita. Sia per il Palermo che per il Savoia saranno 2 incontri di una certa caratura domenica prossima, entrambe in trasferta. Il Palermo giocherà a Licata, mentre il Savoia farà visita all'FC Messina. Vedremo cosa succederà. E adesso parola a Simone Alibani con il suo punto sulle siciliane in Serie D. Gentili amiche e gentili amici di Penalty, un cordiale saluto a tutti voi da parte di Simone Libani. Come all'inizio di ogni settimana andiamo a fare il punto sul girone I del campionato di Serie D e grazie all'ausilio della grafica, grazie ovviamente alla nostra regia per mandarla in onda, coordinata da Roberto Lombardo e Salvo Tabita, facciamo appunto il quadro completo dell'ultima giornata di questo girone I. Da segnalare le 2 importanti vittorie per quel che riguarda la vetta della classifica del Palermo, rosanero che vincono 2-0 allo stadio Renzo Barbera grazie all'Eurogol di Silipo e alla rete del giovane Lucca, e poi il roboante 4-0 del Savoia che a Torre Annunziata si impone contro il Licata. Vediamo anche quello che hanno fatto le altre squadre siciliane che fanno parte del girone I del campionato di Serie D. Vince per 2-0 la CR Messina contro la Cittanovese.
invece una domenica storta per l'altra formazione peloritana, vale a dire l'FC Messina, che perde contro il Giuliano. Questo era uno scontro diretto per il terzo posto. E poi da segnalare l'importante vittoria per 3-2 della Cireale contro il Roccella, mentre il Marsala pareggia in trasferta 2-2 in casa del Castrovillari. Sono dei punti preziosi quelli conquistati dalla Cireale, perché lo vediamo appunto grazie all'ausilio della schermata relativa alla classifica. Intanto partiamo dal vertice, come dicevamo, vittoria fondamentale per il Palermo, che mantiene la sua leadership e soprattutto i 7 punti di vantaggio sull'inseguitrice Savoia. Dicevamo della sconfitta pesante dell'FC Messina contro il Giuliano, perché quest'ultima formazione, in virtù di questi 3 punti, balza al terzo posto, staccando di una lunghezza l'FC Messina. Balzo in avanti, come dicevamo, della Cireale, che va proprio a prendere l'FC Messina. Via via tutte le altre squadre, chiude il fanalino di coda Palmese. Facciamo velocemente il punto della situazione in casa Palermo. Vi proponiamo una sintesi di quelle che sono state le parole del tecnico rosanero Pergolizzi, che dice: il campionato è ancora lungo, bisogna pedalare, però sono contento perché è stata una vittoria molto importante. E poi Pergolizzi fa un focus dettagliato sulla sua batteria di attaccanti, sottolineando proprio la grande alternanza lì davanti della sua squadra. E complimenti anche a Pergolizzi, perché in corso d'opera i suoi cambi sono stati fondamentali per la vittoria, perché, come dicevamo, entrando dalla panchina hanno segnato rispettivamente Silipo un Eurogol, e poi lo stesso Silipo ha fornito un assist veramente al bacio per l'altro giovane rosanero subentrato dalla panchina, Lucca. In sintesi anche le parole di Crivello, uno dei senatori dello spogliatoio rosanero, che sottolinea la grande perla balistica del giovane Silipo e poi dice: è stata una vittoria sofferta e importante perché abbiamo dimostrato il nostro carattere. Per quel che riguarda il Biancavilla, ha parlato una vecchia conoscenza sia del Palermo che del Catania. Stiamo parlando dell'allenatore Beppe Mascara, che fa i complimenti al Palermo sottolineando la grande qualità dei rosanero, ma esce rammaricato dalla sala stampa perché ha sottolineato come la sua squadra per ben 75 minuti abbia messo in seria difficoltà il Palermo. Grazie come sempre, gentili amici di Penalty, per aver seguito anche questa settimana il punto sul girone I del campionato di Serie D. Da parte di Simona Libani è tutto, restituisco la linea ad Ettore Tortorici. Grazie Simone per il tuo commento sempre preciso e puntuale in questo agguerritissimo girone I del campionato di Serie D. Adesso voltiamo pagina, è il momento di parlare dei 2 gironi del campionato di eccellenza ed iniziamo subito con il girone A. Girone A del campionato di eccellenza, dove questa domenica hanno vinto praticamente le 3 squadre che in questo momento occupano le prime 3 posizioni. Guardiamo i risultati. 22esima giornata, 7ª giornata di ritorno. Geraci batte Alba Alcamo 3-0, Canicattì batte Don Carlo Misilmeri 2-1, Acragas batte Cefaledium 4-0, Dattilo Noir batte Castellammare 4-1, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Monreale 1-0. Profavara Parmonval 2-2, San Cataldese Mazzara 1-1, pareggio tra Sporting Ballone e Cus Palermo 1-1. Questa è la classifica, con il Dattilo Noir in testa con 54 punti, Canicattì 48, Acragas 46, San Cataldese e Geraci 38, Parmonval 36, Castellammare 33, Sporting Ballone e Mazzara 32, Don Carlo Misilmeri 27, Cus Palermo 26, Profavara 25, Oratorio San Ciro e San Giorgio 20, Cefaledium 15, Monreale 10, Alba Alcamo 5 punti.
Guardiamo il tabellino di domenica prossima, 8ª giornata di ritorno, questi gli incontri: Cus Palermo Dattilo Noir, Geraci Pro Favara, Parmon Valla Sporting Vallone, Acragas Alba Alcamo, Castellammare Oratorio San Ciro e San Giorgio, Don Carlo Misilmeri Cefaledium, Mazzara Canicattì, Monreale San Cataldese. Netta vittoria per 4-1 del Dattilo Noir nei confronti del Castellammare. Castellammare che comunque ha dimostrato di essere sicuramente una buona squadra. Guardiamo gli highlights e poi a seguire anche l'intervista a Chianetta, allenatore del Dattilo Noir. Da qui la posizione è buona, Domenico Bettini in area di rigore, mette in mezzo e va in gol! Stavolta sì, Domenico Bettini, grandissimo gol, vantaggio del Dattilo Noir per 1-0 sul Castellammare. Messina tocca, Cheba anticipato, arriva il gol di Simone Guaiana, il pareggio del Castellammare. Dattilo Noir 1, Castellammare 1. Inizia adesso il secondo tempo, il Castellammare, Dattilo ha sprecato però tanto, Testa, attenzione, che gol! Davide Testa, appena 1 minuto sul cronometro nel corso del secondo tempo, Dattilo Noir 2, Castellammare 1, che gol, l'Eurogol di Davide Testa che tira fuori il coniglio dal cilindro. Bettini rientra sul sinistro, poi ancora sul destro, mette il pallone in mezzo, De Luca! Agostino De Luca! Lamia, palla per Barraco, ancora Lamia, Barraco, Dario Barraco, poker, giallo-verde, c'è il timbro anche di Dario Barraco su questa bellissima vittoria del Dattilo Noir. Inizialmente l'impatto è stato buono, poi abbiamo fatto 1-0 e forse ci siamo un attimino cullati. Dall'altro lato avevamo una buona squadra, attenzione, io ho fatto i complimenti perché oggi avevano delle assenze tra squalifiche e infortuni. Noi già l'avevamo affrontato 3 volte quest'anno, sia in Coppa che in campionato, e in Coppa ci hanno pure eliminati. Comunque, poi abbiamo preso l'1-1, abbiamo avuto un po' di paura. Siamo andati al riposo, abbiamo riordinato le idee. Il secondo tempo penso che abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo fatto 3 gol, abbiamo preso 3 pali, una traversa, abbiamo giocato con l'intensità giusta, che è l'intensità delle prime partite del Dattilo, quando davamo tutto e facevamo anche delle bellissime prestazioni. Dobbiamo ritornare a essere quelli, mi auguro che sia di buon auspicio. In settimana ci siamo allenati in maniera un po' diversa rispetto al solito, lavorando più sotto l'aspetto mentale e soprattutto sotto l'aspetto mentale e anche sotto l'aspetto dell'intensità. Penso che fino al 90° corravamo bene e penso che poi la vittoria sia stata pure meritata. Rimangono sempre 8 i punti di distacco dell'Acragas nei confronti del Dattilo Noir. Stiamo già guardando i 4 gol realizzati in un polveroso campo di Cefalù da parte della squadra agrigentina. Vittoria netta senza nessuna discussione. Proseguiamo. Adesso ci guardiamo il servizio importantissimo della vittoria del Canicattì in casa 2-1 contro la Don Carlo Misilmeri. Il pareggio sul campo dell'Acragas nell'ultimo turno non ha fatto altro che far allontanare ancora di più la capolista Dattilo. Oggi è il momento di ripartire per il Canicattì, che tra le mura amiche ospita il Don Carlo Misilmeri dal Saraceno di Ravanusa per la sfida tra i biancorossi di mister Pippetto Romano e una delle formazioni invischiate nella lotta play-out. Inedita maglia blu a inserti bianchi per quanto riguarda il Canicattì. Oggi infatti il biancorosso lo veste il Don Carlo Misilmeri. Possiamo partire col fin del primo tempo, prima chance offensiva che è proprio per la formazione padrone di casa, tiro velenoso
Di Malluzzo che per poco non inganna il portiere Demiere al nono. Occhio alla prima chance offensiva del Don Carlo Misilmeri, una ripartenza che trova la difesa del Canicattì scoperta a tu per tu con Valenti. Il calciatore in maglia biancorossa si fa ipnotizzare dal numero 1 di casa Canicattì, si trattava del 26 Marramaldo. Poi calcio di punizione da parte di Cerniglia, la sfera viene allontanata sui piedi di Scro che prova direttamente questo mancino, sibila al lato della porta difesa da Valenti. Nuovamente il Canicattì in avanti, lo scambio fra Iezzi e Matera. Chico Matera in area di rigore infallibile, la mette all'incrocio dei pali l'ex Città di Sant'Agata e sblocca il risultato quando siamo al 25esimo del primo tempo. Amici della Wii Sport, Canicattì in vantaggio, esplosivo Matera anche nell'esultanza con mister Romano. Occhio alla chance che chiude il primo tempo, gran chiusura da parte di Di Mercurio su De Luca servito da Albeggiano. Angelo Caronia prova un acuto personale, sarà il duplice fischio poco dopo. Amici della Wii Sport decide fino a questo momento il gol al 25esimo da parte di Matera. Il Canicattì è in vantaggio sul Don Carlo Misilmeri. Partiamo col film della ripresa al 47esimo, calcio d'angolo di Angelo Caronia sul primo palo lontana, la difesa del Don Carlo Misilmeri. C'è Malluzzo che cerca questa conclusione, volevano tutti il fuorigioco, non viene segnalato alla fine. Cammareri cerca questo testo di controbalzo alto sopra la traversa di Demiere. Ancora Canicattì avanti, bella l'azione impostata da Cammareri per Iezzi che scarica sull'inserimento da parte di Fiore dal fondo, il cross del terzino, cerca il colpo di testa di Matera che poi non riesce a trovare il gol del possibile 2-0. Ancora in avanti con Angelo Caronia il Canicattì, qui si libera per il destro, viene rimpallato, è un assist per Chico Matera che cerca questo mancino, risponde il portiere Demiere che allontana il pericolo. Ultima azione per Iezzi, al suo posto entra Facundo Cascio al 64esimo, però c'è un rosso diretto in casa Canicattì, lanciato a rete il calciatore del Don Carlo Misilmeri, viene steso così da Vittorio Caronia, il direttore di gara non ha dubbi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo. E allora in 10 uomini il Canicattì, un gap pesante per mister Pippo Romano. C'è anche un calcio di punizione poco dopo e Valenti a essere prodigioso sul tentativo di Morello dal limite e a mettere la sfera in calcio d'angolo. Passano 5 minuti ed è travolgente ancora una volta il Don Carlo Misilmeri che prova ad attaccare dalla destra, riesce a trovare spazio, occhio alla chance in ripartenza a tutta velocità, il pallone finisce dentro per Mercanti che stoppa col mancino e col destro batte Valenti. È 1-1, tutto da rifare al Saraceno di Ravanusa. Il Don Carlo Misilmeri riesce a trovare il gol del pareggio, passano però 2 minuti, dalla sinistra ci prova ancora Angelo Caronia che crossa dentro Chico Matera e il gol del 2-1, segna sempre ancora lui Matera, il gol, il nono in maglia Canicattì che potrebbe decidere un match complicato per la formazione di Pippo Romano. Ancora Tedesco spettacolare qui nel recupero palla, trova Angelo Caronia destro deviato, il tentativo velenoso per poco non inganna il portiere del Don Carlo Misilmeri che si riversa in avanti, adesso vuole il gol del pareggio ancora dalla destra, l'out preferito della formazione ospite, azione personale con De Luca che conclude debole tra le braccia di Valenti, esce uno dei migliori Caronia al suo posto Calabrese. Questo è il cambio di mister Romano quando siamo all'87esimo, passano 3 minuti e proprio a un passo al triplice fischio si accende Facundo Cascio che riceve il pallone, prova a portarselo sul mancino, spedisce questa conclusione che per poco non trova l'incrocio dei pali, vince il Canicattì che tiene a bada gli assalti dell'Agracas e riesce a tenere il passo del Dattilo, anch'esso vincente, un campionato di eccellenza nel girone A, tutto da seguire. Un cordiale saluto e alla prossima. In chiave salvezza lo scontro tra Marineo e Monreale, vince l'Oratorio San Cile e San Giorgio per 1-0. 22esima giornata per il campionato di eccellenza, amici spettatori dal comunale di Belmonte Mezzagno, un saluto a tutti da Antonino Di Fede. Il Marineo ospita la penultima in classifica, ovvero il Monreale. Sarà una partita dedicata al dirigente scomparso del Marineo, Carmelo Spinella. Prima della partita deposizione floreale in suo onore davanti la tribuna del comunale di Belmonte. Pallone allargato verso D'Aleo che la mette in mezzo, una deviazione, pallone che scivola lungo tutta l'area di rigore. Può rigiocare il pallone il Monreale per Esposito che la mette in mezzo, colpo di testa, poi Lococo colpisce malissimo. Clemente va a premiare il movimento in avanti di Romeo che calcia strozzando il tiro, Cilluffo blocca il pallone. Punizione in favore del Marineo, Clemente e Scillufo sul pallone, parte proprio quest'ultimo che non trova la porta di pochi centimetri. Va a mettere in mezzo il pallone Scillufo da calcio di punizione, Romeo in avvitamento non trova la porta.
Calcio piazzato per il Marineo, sempre alla rincorsa, Sciluffo che va in porta, ancora sfortunato però il numero 11 del Marineo, Di Peri. Serve in avanti Clemente che fa la sponda per Sciluffo che di testa serve Bertolino! Un'azione fantastica del Marineo conclusa con il gol di Nino Bertolino che porta in vantaggio l'Oratorio. È 1-0 meritatamente. La squadra di Tarantino trova la rete con Bertolino. Calcio d'angolo per l'Oratorio, pallone sul secondo palo, Montalbano di testa, facile per Sciluffo. Cuccia in avanti verso Lapi che se la porta sul sinistro per andare a calciare, pallone sul fondo, Esposito va via all'avversario, la mette in mezzo al rasoterra per la Mattina, Di Paola in due tempi la blocca e salva il Marineo. Lancio a cercare Di Peri a tu per tu con Greco che prova a contenerlo, ancora Di Peri, murato da Greco. Non c'è più tempo, il Marineo batte il Monreale per 1-0, decide la rete di Nino Bertolino ed è una vittoria importantissima che consente alla squadra di mister Pietro Tarantino di portarsi a quota 20 punti in classifica, di accorciare sulle dirette concorrenti Cus Palermo e Pro Favare, di allungare a più 5 dalla Cefaledium a 15 punti. In serie positiva ormai da qualche settimana il Mazzara riesce a strappare un punto a San Cataldo, finisce 1-1 con la San Cataldese, qualche rammarico da parte della squadra nissena, vedremo come andrà a finire perché inseguire a questo punto il sogno dei playoff diventa importantissimo per la squadra di Sebi Catania. Sebi Catania che abbiamo tra l'altro sentito proprio al termine della partita insieme anche al portiere della San Cataldese Dolenti. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Un cordiale saluto da parte di Giuseppe Ficarra e Alberto Foresta che vi racconteranno oggi San Cataldese Mazzara. Gara valida per la 22esima giornata del campionato di eccellenza Girone A, la 7ª di questo girone di ritorno. Partiti! Comincia San Cataldese Mazzara. C'è il fischio dell'arbitro sul pallone calabrese. Il pallone di Calabrese, poi il tocco. Prestia mette il cross, Prestia, c'è il tentativo di testa di Savasta, prova il lancio per Savasta, controlla col petto, colpo di tacco per Prestia, Prestia prova il tiro all'indietro per Bello, Bello che apre a sinistra dove c'è Prestia che mette giù il pallone, Prestia il cross in mezzo, Savasta, parte Calabrese, allontana la difesa del Mazzara, arriva il duplice fischio che chiude dopo 3 minuti di recupero questo primo tempo. Partiti, comincia il secondo tempo di San Cataldese Mazzara. Attenzione, Mazzara in area, il tiro, arriva il gol del vantaggio. Con noi è entrato Conè quando siamo al minuto 14 della ripresa. Buona posizione per Calabrese col destro, arriva il fischio, il tiro di Calabrese respinto dalla barriera. Dolenti, non ci arriva di testa Savasta, si continua a giocare, Campanaro prova il tiro, c'è l'inserimento di Galletti, il gol, quando siamo al minuto 39 della ripresa, arriva la rete, il gol di rapina di Giulio Galletti, colpo di testa di Paladino, poi quello di Messina, in due sul pallone, c'è Prestia in area, mette il cross, il tocco, ancora lì il pallone, la parata di Iacono. Arriva in questo momento il triplice fischio. È chiaro che un pareggio oggi ci può stare stretto in proiezione futura, ma ancora ci sono 8 partite, quindi abbiamo il tempo per ricominciare la nostra corsa pur non essendosi arrestata. Se partiamo dal presupposto che avevamo motivazioni diverse perché noi dovevamo vincere a tutti i costi, allora ti dico che noi forse meritavamo qualcosina in più perché al primo tempo avevamo creato qualche occasione da gol più limpida rispetto a loro. Loro comunque sono una buona squadra e l'hanno anche dimostrato, e il secondo tempo
in uno svarione abbiamo preso gol. Poi i ragazzi comunque sono stati bravi a raddrizzare la partita, è un punto che ci permette di andare avanti e lo facciamo senza troppi problemi. Anche il Geraci continua a sperare sempre in chiave playoff, vittoria fuori casa 3-0 ad Alcamo. Stadio Catella di Alcamo, 22esima curva del campionato di eccellenza siciliana per il girone A. La compagine di mister Claudio Grimaudo rendeva visita all'Alcamo, reduce da una vittoria a tavolino senza sudare contro la Cefaledium. La compagine Madonida sconfitta invece esterna per 5-0 contro la Parmoval per la compagine alcamese. Madoniti in piena corsa per partecipare all'appendice dei playoff post season, invischiata invece la compagine bianconera nella rincorsa a un posto per salvare la categoria. Passiamo dunque a raccontare il film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Gianluca Millunzi. La prima offensiva è subito di marca blaugrana con Cucchiara che si presenta a tu per tu con l'estremo difensore avversario. Al 10° minuto ancora ospiti pericolosi col tentativo di saluto smanacciato in angolo da Garzia. Minuto 17 esce Giovanni Marsala, al suo posto Sanyong. Passano 7 minuti, recupero palla proprio di Sanyong che scarica per Serio, calcia potentemente sulla respinta del portiere. Lo stesso Sainei Sanyong fa 0-1. Geraci in vantaggio al Catella, la firma del neoentrato Sanyong. 2 minuti più tardi rinvio errato di Garzia, ancora Sanyong a rendersi pericoloso, questa volta però calcia debolmente favorendo il recupero dell'estremo difensore. Minuto 28 ci prova l'Alcamo ad alleggerire il forcing avversario, il tentativo di Traoré però sorvola la trasversale della porta difesa da Sesai. Al 29esimo un cross messo dentro da Saluto sul quale prova ad avventarsi un calciatore in blaugrana senza centrare però il bersaglio grosso. Al 40esimo si traveste da assist Sanyong, Serio scarta Garzia e fa 0-2 per i Madoniti. Torna a segnare il capitano blaugrana assistito perfettamente da Sainei Sanyong. Un gioco da ragazzi per il numero 10. Al 42esimo il risultato diventerà ancora più rotondo perché svetta Chiazzese sul cross dalla destra di Sanyong, la firma del difensore di mister Grimaudo per lo 0-3 dei Madoniti. Partita archiviata già in questa prima frazione di gioco. Geraci che potrà così gestire le energie nella ripresa pura accademia. Non cambia infatti lo spartito di questa sfida. Al minuto 48 è Gioacchino Serio ad aprire a memoria lì dove arriva Salvatore Saluto. L'esterno però di mister Claudio Grimaudo non riesce a centrare lo specchio della porta difesa da Garzia. Inizia la girandola di cambi, doppio cambio con Di Maria e Mar che prendono il posto di Saluto e Chiazzese. Di lì a poco spazio anche a Velardi che fa tirare il fiato a Capitan Serio. Un minuto più tardi il lancio lungo di Bonianni per Sanyong che si invola verso l'area di rigore avversaria, salta un avversario Sanyong, si sposta il pallone di nuovo sul destro, prova ad aprire il compasso Garzia, è lì ad aspettarlo. Minuto 72, palla di De Santis per Velardi, ci prova col tentativo a giro ma si allunga l'estremo difensore alcamese. E un monologo del Geraci che all'83esimo ci prova anche con Iannolino che svetta sul corner di Bognanni. 2 minuti più tardi prova a farsi vedere in avanti l'Alcamo, il tentativo di testa però di Gennaro dal cross alla sinistra di Alessio Rossano, non riesce a impensierire Sesai che di lì a poco darà spazio anche al collega Keita che lo va a rilevare sui 6.000 metri quadrati del Catella. Non accadrà più nulla dopo questo tentativo di Bognanni, solo il triplice fischio del direttore gara Spedale. Il Geraci si impone sull'Alba Alcamo con un rotondo 0-3 grazie alle marcature di Sanyong, Serio e Chiazzese. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Ha qualcosa da recriminare la Parmoval che torna a casa da Favara con un pareggio 2-2. Vediamo le immagini e le interviste realizzate da Calcedonio Iacuzzo. Importante è che qui al campo del Favara sicuramente non sarà facile per nessuno prendere punti. È stata una partita abbastanza tosta, siamo riusciti a ribaltarla, speravamo di portare questi 3 punti, poi alla fine negli ultimi minuti abbiamo preso sto gol, però credo che poi alla fine il pareggio sia il risultato giusto.
l'ho detto sempre, giochiamo partita per portarci al più presto nei punti che ci diano una salvezza sicura. Poi dopo tutto quello che verrà, se ci saranno ancora partite, chiaramente cominceremo a guardare un po' in alto, però sarà difficile perché Canicattì e Dattilo continuano a vincere, quindi credo che diventa difficile anche la quinta poter fare i playoff. Abbiamo regalato 2 gol alla Parma, una squadra organizzata, una squadra messa bene in campo, una squadra di giocatori di categoria, e alla fine abbiamo pareggiato, meno male. Poi sul 2-2 abbiamo preso anche una traversa. Le insidie sono sempre sotto l'angolo e tutte le partite sono difficili. Basta andare a fare risultati fuori e vincere qualche partita in casa e già esci fuori dalle sabbie mobili, però non è facile perché noi ogni tiro che la squadra avversaria fa, noi prendiamo un gol. Non manca niente, il problema è questo, che noi prendiamo gol facile, pur avendo una difesa di giocatori molto esperienti, però purtroppo oggi hai visto perfettamente come è andata la partita. Il primo errore l'abbiamo fatto noi, il secondo lo stesso. Appena sbagliamo ci puniscono e noi dobbiamo fare tantissime azioni prima che facciamo qualche gol. È successo anche oggi. Però pazienza, si va avanti, il calcio è questo ed è normale che ci sono anche le delusioni, però un pochettino dobbiamo ragionare con la società, vediamo che esce fuori, dai. Sarà un discorso a 3 per quanto riguarda questo girone A del campionato di eccellenza, molta bagarre soprattutto nella zona playoff. Il Dattilo Noir sulla carta in questo momento sembrerebbe avere una marcia in più. E adesso voltiamo pagina, l'altro girone del campionato di eccellenza. È il momento di parlare del girone B. Ventiduesima giornata, settima giornata di ritorno, questi i risultati. Mascalucia San Pio X batte Atletico Catania 9-0, Ragusa batte Gela 2-1, Città di Rosolini batte Acicatena 2-1, Città di Sant'Agata batte Giarre 3-2, Sporting Pedara batte Enna 3-1, pareggio tra Paternò e Real Siracusa Belvedere, vittoria dello Sport Club Palazzolo 2-0 a Santa Croce. Ha riposato il Carlentini. Classifica, sempre in testa, seppur bloccato in casa, il Paternò. In classifica lo troviamo sempre al primo posto con 53 punti, Città di Sant'Agata 49, Città di Rosolini 47, Ragusa 43, Sport Club Palazzolo 40, Giarre 39, Mascalucia San Pio X 34, Santa Croce 30, Carlentini e Real Siracusa Belvedere 25, Sporting Pedara 17, Acicatena 14, Gela FC 11, Enna Calcio 10, chiude la classifica l'Atletico Catania con un punto. Guardiamo anche il tabellino del prossimo turno, si giocherà domenica 23 febbraio, questi gli incontri: Real Siracusa Belvedere Mascalucia San Pio X, Acicatena Paternò, Atletico Catania Santa Croce, Carlentini Città di Sant'Agata, Gela Città di Rosolini, Giarre Ragusa, Sport Club Enna ed infine riposerà lo Sporting Pedara. Guardiamo subito le immagini della vittoria della Città di Rosolini, immagini di Alessandro Bellanic, vittoria per 2-1 nei confronti della Cicatena. Vittoria importantissima per la squadra siracusana che a questo punto è la terza incomoda in questo girone B del campionato di eccellenza. Al termine dell'incontro abbiamo realizzato anche delle interviste, sempre grazie alla collaborazione di Alessandro Bellanic. Io penso che ci sia stata una sola squadra in campo. La Cicatena sicuramente grande voglia di fare, sicuramente loro hanno un obiettivo importante che è quello della salvezza e sono convinto che saranno in grado di salvarsi
possiamo fare senza problemi. Oggi in campo c'è stata una sola squadra, ha detto bene lei, perché abbiamo sin dall'inizio giocato, mosso palla bene, veloce, abbiamo avuto 4-5 occasioni pulite davanti alla porta, tra cui abbiamo preso 2 traverse forse, il portiere ha fatto un miracolo, abbiamo sbagliato magari l'ultimo passaggio, però forse abbiamo preso un solo tiro in porta sul rigore contro. Non so se c'era o meno, non sono cose che alla fine mi interessano ben poco, mi interessa soltanto l'atteggiamento che ha avuto la squadra. Venivamo da un pareggio di Siracusa che un pochettino l'ambiente non l'ha vissuto bene, però è anche vero che tutte le partite non si possono vincere, se no qua staremo a parlare di un'altra cosa. Difatti ci dà conferma il fatto che oggi il Paternò ha pareggiato, quindi tutte le partite vanno giocate sempre dall'inizio alla fine, perché la carta ti dice una cosa ma in realtà poi il campo è quello che deve decidere tutto. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno interpretato bene la gara, magari nella parte finale hanno avuto un po' più di paura nella gestione del pallone in 11 contro 10, però alla fine era importante portare a casa i 3 punti, che erano quelli che ci permettono di lottare, di stare sempre lì sopra e comunque di aspettare eventualmente qualche passo falso delle grandi, perché sicuramente Paternò e Sant'Agata io le considero come Real Madrid e Barcellona. Noi siamo messi lì che un pochettino ci nascondiamo, siamo messi lì che guardiamo un pochettino il da farsi, quello che fanno gli altri, per poi magari cercare di essere alla sorpresa. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta, nonostante diverse difficoltà, sperando che possiamo continuare per questa strada, che è quella che a noi serve. Sicuramente il lavoro quotidiano è quello che ci porta a questi risultati, ed è dall'inizio dell'anno che veramente i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, perché per una realtà così piccola trovarsi lì sopra e fare parlare di noi è veramente qualcosa di eccezionale, non penso che possa capitare tutti i giorni. Però ripeto, complimenti ai ragazzi, complimenti sicuramente alla società e al direttore, che comunque si impegnano sempre, come d'altronde ci dobbiamo impegnare tutti, perché c'è bisogno per forza c'è bisogno della forza e dell'apporto da parte di tutti. Come diceva il ragazzi, questi punti ognuno di noi ha messo qualcosa in più e dobbiamo arrivare fino alla fine cercando di ottenere sempre il massimo. Sì, mancano 7 partite e l'artefice non sono soltanto io, ma c'è una società alle spalle che mi ha permesso di imbastire una rosa, insomma, di tutto rispetto. Siamo a 7 giornate dalla fine, siamo lì su con le grandi, oggi anche i risultati, insomma, il Paternò che pareggia in casa con il Real Siracusa, questo a testimonianza, insomma, che partite facili non esistono e che vincere, ripeto, non è mai facile. Quindi questo è un passo falso per il Paternò, noi siamo stati bravi a portarla a casa, mancano 7 partite, per noi sono 7 finali, ce le giochiamo tutte col coltello fra i denti e poi vinca il migliore. Probabilmente l'incontro clou di questo girone B del campionato di eccellenza si giocava a Sant'Agata di Militello, dove il Città di Sant'Agata ospitava il Giarre. Vittoria per la squadra messinese per 3-2. È la sfida più attesa della giornata, la gara che mette di fronte 2 assolute protagoniste del campionato, si incrociano per la 4ª volta in stagione e con i 3 precedenti sempre favorevoli alla formazione catanese. Oggi però sarà tutta un'altra storia, perché oggi 3 punti potrebbero valere doppi dallo stadio Biagio Fresina, Città di Sant'Agata, Giarre 1946 per la 22esima giornata, la 7ª di ritorno di eccellenza girone B, partiti in questo istante. Intanto il corner a favore della Città di Sant'Agata, il pallone dentro e c'è il gol, la rete di Ferrotti, si sblocca il risultato dopo 5 minuti, il Città di Sant'Agata è già in vantaggio sul corner battuto da Tiscione, è arrivato il tocco vincente da parte di Ferrotti che è riuscito ad deviare in rete il colpo di testa da parte di D'Angelo. Per Ferrotti è il secondo gol con la maglia del Città di Sant'Agata. Rimane quindi in proiezione offensiva il Giarre con il tentativo di Urso, riesce a scaricare sulla destra per Curcuruto che la mette in aria, pallone al limite, la conclusione col destro, il pareggio di Cocimano 1-1.
ancora il Città di Sant'Agata che attacca, Iraci ha caricato il destro, pallone di poco alto sopra la traversa al minuto 27. Intanto è pronto Concialdi col mancino, pallone che arriva proprio dalle parti di D'Angelo che non è riuscito per centimetri, poi Ferrotti la mette giù e alla fine riesce il Giarre a liberare il pallone. Attenzione, rigore, calcio di rigore, finisce giù Tiscione, questa volta il direttore di gara non ha avuto dubbi. Il fischio che arriva adesso, parte Piero Concialdi col mancino, il pallone in rete, il vantaggio della Città di Sant'Agata. È stato freddissimo lo specialista Piero Concialdi dagli 11 metri, portiere da una parte, palla dall'altra e quindi cambia ancora il parziale qui alla Fresina di Sant'Agata di Militello. Città di Sant'Agata 2, Giarre 1, il gol, lo abbiamo detto, di Piero Concialdi al suo 10° centro con la maglia giallorossa. Parte di Scione direttamente in porta, la parata del portiere Barbagallo che si salva con l'aiuto del palo. Città di Sant'Agata vicinissimo alla 3-1, un Città di Sant'Agata che è andato ancora una volta vicino al gol del 3-1. Intanto la conclusione ed è un super gol. Praticamente l'assistente in un primo momento ha segnato la rimessa laterale al Giarre, poi però aveva corretto la sua decisione dicendo di aver sbagliato e quindi dandola alla Città di Sant'Agata. La rimessa poi è stata battuta dal Giarre, da lì si è sviluppata l'azione che ha portato alla super conclusione. Orazio Urso, un destro secco da fuori area che ha insaccato il pallone sotto l'incrocio dei pali dove il portiere Ferrara non è potuto intervenire. Intanto però c'è Iraci in area di rigore, la conclusione per Romeo ed è il gol, il vantaggio del Città di Sant'Agata, esplode nuovamente il viaggio Fresina, 3-2 per i giallorossi. E delirio sugli spalti, partita interminabile, partita emozionante, 5 gol e il vantaggio di Romeo che ha messo facilmente in porta l'assist da parte di Iraci. Attenzione però c'è Abate, la conclusione, pallone a fil di palo. E la Città di Sant'Agata che ci prova con Concialdi, la conclusione, la parata del portiere. Intanto si continuano a scaldare gli uomini sulla panchina della Città di Sant'Agata, su tutti Longo, c'è anche Giorgio Cicirello, ma è il Giarre che attacca con Capitao che in area di rigore prova a liberare il sinistro, lo fa, la parata del portiere Ferrara. Ci sono gli applausi, si possono sentire in sottofondo per Filippo Tiscione che qualche minuto fa ha lasciato il campo per Giuseppe Costa. Intanto la conclusione da parte di Calafiore che ha avuto sul destro la possibilità di andare sul 4-2, c'è stata anche una deviazione e quindi ci sarà calcio d'angolo. Il primo assistente arbitrale Barbanera ha richiamato l'attenzione del signor Lenti perché è successo qualcosa in area di rigore del Città di Sant'Agata, è pronto ad estrarre un cartellino, vediamo di che colore sarà. Dovrebbe essere rosso, rosso per Capitao. Giarre che chiuderà in 10 uomini quando siamo giunti al 93esimo, 120 secondi alla fine, parziale sempre di Città di Sant'Agata 3, Giarre 2, Città di Sant'Agata che sta provando a chiudere in avanti la sua partita. Costas al fondo, rientra sul sinistro, prova la conclusione in porta, pallone che finisce di poco alto sopra la traversa al minuto 96. Non c'è più tempo, triplice fischio, vince il Città di Sant'Agata per 3-2, vittoria pesantissima per la formazione del presidente Antonio Ortoleva che è riuscito a recuperare 2 punti proprio alla Paternò che adesso è distante 4 lunghezze. Nulla è perduto comunque per la squadra giarrese che ha ancora comunque la carta della Coppa Italia da giocarsi. Certamente in questo momento è fuori dai playoff. Playoff invece che sono stati raggiunti con la vittoria fuori casa dallo Sport Club Palazzolo che vince a Santa Croce per 2-0. Il Santa Croce perde in casa lo scontro diretto per i playoff contro il Palazzolo e si deve arrendere alla squadra di Gaetano che ha chiuso le ostilità già nella prima frazione di gioco. A metterci dello zampino nuovamente il signor Pavesan di Treviso che ha negato un evidente rigore ai locali. Andiamo alla cronaca. Al settimo la rete del Palazzolo.
lancio di Bonfiglio in sospetta posizione di fuorigioco, Bonfiglio che supera il portiere Manon e anche Stechina e con l'aiuto del palo mette la palla in rete. Al 17esimo un rigore per il Palazzolo per un presunto fallo di Sferrazza su un attaccante palazzolese. Dal dischetto si presenta Grasso che batte Salerno. Nella ripresa al sesto un tiro a botta sicura di Floridio era ribattuto sulla linea forse con un braccio da un difensore del Palazzolo. Al nono un cross di Leone per Di Rosa che di testa faceva sbattere prima il pallone a terra e la palla andava a finire sopra la traversa. Al 14esimo era Leone che si involava in aria e veniva steso da un difensore del Palazzolo, ma per l'arbitro non c'erano gli estremi del calcio di rigore. Al 35esimo il Santa Croce con Stechina salvava una palla sulla linea destinata alla rete. Solitario al quarto posto troviamo il Ragusa, che vince nell'anticipo di sabato 2-1 nei confronti del Gela. Sentiamo le interviste realizzate post partita ad Angelo Mascali e Alessandro Cappello e poi faremo anche un po' il punto della situazione con il direttore generale Francesca Grigorio. Abbiamo trovato un Gela molto compatto, cattivo su tutte le seconde palle, un'ottima squadra. C'è stato un po' di nervosismo in campo, fortunatamente siamo riusciti alla fine a guadagnare 3 punti. Ma noi pensiamo partita dopo partita a prendere 3 punti, fare sempre bene e chissà magari restare tra le 5. Vediamo che c'è sempre qualche persona in più ogni domenica, ogni sabato, questo fa piacere. Devo fare i complimenti al Gela perché era una squadra che veramente, che come ha detto la settimana scorsa, i giocatori del Sant'Agata li hanno impressionati perché agonisticamente, anche come il gioco che hanno cercato di esprimere, abbiamo visto un bel Gela. Noi un po' sottotono, non c'è qualcuno che non è nel top della condizione, quindi purtroppo abbiamo sofferto un pochettino, però fortunatamente all'ultimo Damiano l'ha messa dentro e ci ha regalato questi 3 punti. Noi ci teniamo stretta la posizione per rimanere appunto nella zona playoff, così come il Gela ovviamente vuole togliersi dalla zona appunto playout e vuole salvarsi. Quindi combattutissima, entrambe 2 squadre giovani con dei ragazzi quindi che correvano sia dall'una che dall'altra parte e l'abbiamo presa appunto la situazione ripresa per i capelli, un rigore mancato, non realizzata la rete, quindi da quel momento in poi è stata davvero dura, tutta in salita, però per fortuna i 3 punti oggi rimangono a Ragusa. Pareggia in casa il Paternò, bloccato da un Real Siracusa Belvedere sicuramente molto determinato. Vediamo il servizio di Federica Zammataro. 0-0 il finale dal Falcone Borsellino nella giornata numero 22 di campionato d'eccellenza Girone B. Paternò Calcio Real Siracusa Belvedere termina a reti bianche fra decine di occasioni mancate e contro una squadra sì ostica ma chiusa a riccio nella propria area difensiva che non ha per nulla impensierito Ferla in tutti e 95 minuti di gioco per un bilancio complessivo praticamente di 0 tiri in porta. Dall'altro lato il Paternò è stato senz'altro in più occasioni penalizzato da sfortuna, imprecisione e a volte decisioni arbitrali dubbie. Ma andiamo alla cronaca. Prima azione rilevante dopo il primo giro di lancette, ci prova Carioto ma il portiere mette al sicuro. Al terzo ottima uscita di Ferla a bloccare le intenzioni di Frittitta lanciato in area da Ruiz. Al 28esimo a provarci Passeue, bravo a svincolarsi dalle pressioni avversarie e trovare il varco per il tiro che si spegne però alto sopra la traversa. Al 38esimo grandissima occasione, rimessa affidata a Privitera, aggancia la piana, cross al centro, intercetta e tira a buon tempo, la sfera si infrange sul palo e resta lì, ci riprova Scapellato, tiro impreciso ed ancora Passeue, poi palla a Raimondi, conclusione fuori misura. Al 39esimo ottimo suggerimento di Lapiana, cross in area dove di testa ci prova però senza successo Carioto che spedisce alta sopra la traversa. Con il parziale di 0-0 e nessun'altra azione rilevante termina la prima frazione di gioco.
Secondo tempo al via con una prima sostituzione operata da mister Catalano, esce Scapellato, entra Cortese. A seguire rimessa affidata a Privitera, in area intercetta Carioto, conclusione imprecisa. Al quarto la Piana serve Cortese, la sua conclusione da fuori area si spegne fra i guantoni dell'estremo difensore ospite. Al settimo e con un'altra sostituzione esce la Piana, entra Cocuzza. Un minuto dopo era al Siracusa per un brutto fallo ai danni di Cortese ad opera di Ulma, resta in 10 per lui, doppio giallo. Al 12° Privitera per Cocuzza, gran tiro, palla deviata in angolo. 14° e con un'altra sostituzione esce Truglio, entra Baglione. Al 20° ancora Cocuzza pericoloso su calcio di punizione, tiro di poco fuori. Al 22° altra occasione sfumata a Baglione per Cocuzza, che trova in area tu per tu col portiere Cortese, anticipato da quest'ultimo per un soffio. Al 25° ottimo numero di Carioto, il tiro cross si spegne di poco fuori. Al 28° lancio di Privitera a trovare Cortese, che di testa per poco non c'entra il bersaglio. Al 35° altra grande occasione, corner battuto da Privitera, di testa Raimondi, il portiere devia in angolo. A seguire ecco un altro tentativo di rovesciata di Cortese, ma nulla di fatto. Al 39° lancio di Baglione in area a trovare Cortese, intercetta di testa, ci arriva Cocuzza, ma prima di impattare viene bruscamente a contatto con Nanà. In via precauzionale, così Catalano richiama Cocuzza in panchina, al suo posto entra Godino. Al 44° altra occasione dalla bandierina Privitera, palla in area, tentativo di Raimondi centrale, termina praticamente addosso al portiere. Passa solo un minuto, ancora un altro tentativo ad opera del Paternò, questa volta di Passegue, il portiere compie un piccolo miracolo. Sul finale Privitera mette palla al centro, probabile il tocco di mani d'opera di Falla, l'azione prosegue, il tentativo ultimo è di Passegue, ma la porta pare stregata. Dopo 5 minuti di recupero termina con il risultato di 0-0 la 22ª giornata, tante le occasioni mancate per una partita praticamente amministrata dal Paternò a senso unico, dove la fortuna certamente oggi non è agito a favore. Dunque un punto in classifica in più per il Paternò, che comunque mantiene il primato conservando l'imbattibilità. 53 i punti a più 4 dal Sant'Agata, quota 49. Prossima sfida in trasferta contro la Cicatena. Unico mantra: vietato sbagliare. Nulla è perduto in casa paternese, mettiamo da parte il malumore dopo questo pareggio interno e vedremo cosa succederà nelle prossime partite. Prossime partite interessantissimo, per esempio lo scontro che ci sarà domenica prossima tra Giarre e Ragusa, anche in chiave playoff. E adesso, dato che abbiamo chiuso i tabellini riguardanti sia il girone A che il girone B del campionato di eccellenza, il punto di Giampaolo Montineri. Diciamo che comunque va avanti il calcio, quindi adesso le domeniche si accorciano, perché comunque ogni risultato, ogni momento critico dai un po' la colpa a qualcuno, soprattutto agli episodi, ma il calcio è ciclico negli episodi, soprattutto all'arbitro, perché la colpa è sempre dell'arbitro, del guardalinee. Amici penalty, il Monti vi saluta, classico passaggio, no, nel weekend del calcio siciliano, soprattutto eccellenza, girone B, ma soprattutto il girone B che mi ha aperto un po' i canali dell'attenzione, del capire e carpire alcune cose, alcuni dati, perché si è aperto totalmente la lotta al vertice per il girone B d'eccellenza, colpa del Paternò. Non ha mai perso una partita, però nell'ultimo mese ha fatto 2 pareggi in casa, con l'Enna e con il Real Siracusa Belvedere, tra virgolette dovevano essere 2 partite facili. Lasciamo stare il fatto che comunque si dice che hanno alzato gli autobus, hanno messo il doppio piano, hanno alzato i muri, hanno fatto carro armato. Se non fai gol non è demerito della squadra che non deve subire gol, ma è il tuo il problema. Lasciamo stare che magari infermano le polemiche, le battutacce, questo è il calcio, è il nostro bar dello sport. È ancora una giornata piena di sole per quanto riguarda febbraio. E il Sant'Agata esce comunque da una partita col Giarre
piena, increspata, grande vitalità, grande partita di scontri, no? Tra gli eroi della domenica. Anche lì gol non dato, fuorigioco e tutto il resto, il rigore non dato, però è inondato il calcio dei 6 di Made, però quando poi finiscono le partite al 90° minuto rimane un risultato. Il risultato rimane che il Sant'Agata ha accorciato sul Paternò e che fra un mese c'è lo sconto diretto, ma ancora ci sono un casino di partite da giocare da qui allo sconto diretto, e quindi perché non pensarci che tutto è ancora in essere e soprattutto tutto può cambiare anche perché nella corsa dei playoff c'è l'altra sfida tra Giarre e Palazzolo, che ogni domenica si alternano al quinto posto. Gli scontri diretti sono finiti perché comunque rimane solo quello tra il Sant'Agata e il Paternò, ma c'è un Rosolini che è lì, ha presente il serpentino, quello che non vedi, la viperetta piccola in primavera quando inizia a riscaldare, che è piccola e non la senti, e devi avere il problema, non lo devi sottovalutare il Rosolini, e lo dico al Sant'Agata che comunque è distanto solo 2 punti, tutte e due, a una è seconda e una è terza, perché potrebbe sconquassarsi anche l'equilibrio dei playoff. Poi c'è il Ragusa, ogni domenica noi social, perché c'è questo passaggio di consegne tra C'eravamo tanti amati e l'allenatore Settineri, e il C'eravamo tanti amati e i dirigenti che non ci sono più. Tra l'altro questo weekend ha salutato il preparatore dei portieri perché non ci sono le condizioni per continuare. Significa che o ti mancano i portieri o non riesci ad allenare, perché qual è la motivazione? Il ghigno mi viene, perché il ghigno mi viene. Però il Ragusa ha continuato a vincere e rimane sempre al quarto posto. E le scampagnate, gli ardori, Lucio Battisti, ogni domenica lì abbiamo un fattore che passa serenamente col sorriso di noi social, perché appunto ci vediamo la prossima domenica, sarà un giorno fortunato, ci andiamo in scampagnata, le verità ancora non sono venute fuori, ma Settineri sta rimanendo realmente solo, ma non dal punto di vista della squadra, la squadra lo segue, rimane solo nel contesto dei ruoli che comunque sono collaboratori, quindi significa che non devi fare tutto da solo. E adesso credo che comunque nel bene e nel male la sua stagione l'abbia conclusa anche straordinariamente, perché i presupposti erano un allenatore che non veniva, non usciva dal campo, non usciva da casa per allenare da un po' di anni. In che modo è entrato a Ragusa e sta sfidando tutto e tutti nel bene e nel male, ottenendo un risultato, perché lo sconquasso di dicembre c'è stato, sta vivendo negli sconquassi, ok? E quindi, ma è il calcio di questo periodo. A gennaio già ci sono i primi fattori di allarmi, perché se sei in zona combatti, se piano piano ti sciogli non combatti. Se poi arriva a febbraio, nel periodo di carnevale, ti rendi conto che comunque hai bisogno delle maschere, allora ti inventi la qualunque cosa per rimanere giocando. Le sportellate tra Paternò e Real Siracusa e Belvedere ci sono state a fine gara, perché addirittura la squadra in 10 che non prende gol dalla prima in classifica, ci sono state tanti proclami. Ripeto, noi siamo social, quindi oggi il social è più vero, è più pertinente, quasi garantista di quello che accade subito dopo le partite. Quindi io poi queste cose mi divertono, cioè creo anche quello che è la settimana, perché poi si studia qual è il momento. Però attenzione, 5 pareggi del Paternò non sono più pareggi positivi, sono che già iniziano a fare la conta di qualche dato verso una sconfitta che ancora non è arrivata, perché si dice sempre che i pareggi, con la regola dei 3 punti, se ne fai 1 va bene, se ne fai 2 inizi a pensarci, 5 pareggi sono quasi 2 sconfitte, se non quasi 3, ok? E Sant'Agata sta mangiando terreno, quindi abbiamo parlato un pochino dell'aspetto dei playoff e questo duello tra Giarre e Palazzolo per chi deve conquistare la quinta posizione nel ranking, che poi saranno playoff. Ritorno un attimo sul presidente del Palazzolo, non ho visto l'intervista, ancora no, però in questo momento lui richiama l'attenzione su se stesso, su quello che sono poi gli aspetti di fine stagione. Lui ha detto che lascia il Palazzolo, ma lascia il comune di Palazzolo, non lascia il calcio. Poi se accadrà qualcosa lo vedremo a maggio.
Normalmente i Cutrufo escono fuori un po' con delle provocazioni, ma sono sempre poi delle provocazioni, sono passionali, queste persone sono passionali, quindi sia a Siracusa che a Palazzolo potremmo vedere delle rivoluzioni, ma allo stesso tempo potremmo non vedere rivoluzioni che quindi rimangono sui loro carri, perché i due fratelli assieme non possono stare nella stessa società, cioè è un DNA che è chiaro. Quindi vedremo cosa succede per quanto riguarda l'aspetto dei Cutrufo a fine stagione. Sono ancora in corsa per gli obiettivi, anche il Siracusa è in corsa, è uscito dalla Coppa ma è primo in classifica, quindi aspettiamo, si sono aperte le porte al decimone e mi piace anche raccontare questa cosa. La gente ha iniziato ad andare allo stadio, perché non puoi privare la gente di andare allo stadio, tanti farli entrare, poi puoi protestare, contestare, non puoi essere d'accordo, ma apriamo le porte agli spettacoli del calcio, perché dentro lo stadio accade il calcio, tutto il resto poi ci siamo quelli come me un pochino che raccontiamo secondo il proprio criterio, secondo la propria moda. Nel girone A, ripeto, non ci sono totali sconquassi, le prime hanno vinto e c'è questo percorso che va un po' a sali e scendi, no? Però è un transitorio in questo momento, è ben chiaro quello che sta accadendo nel girone A. Nel girone B sarà il 22 marzo lo scontro capitale tra Sant'Agata e Paternò, ma ancora sono 4 un mese di calcio dove le due squadre saranno chiamate a delle vere e proprie battaglie, perché nessuno vuole essere un partner, quindi Real Belvedere Siracusa ieri non è stato la vittima predestinata, si è messo lì, ha portato via un punto che nessuno gli potrà togliere nei meriti e nei demeriti del Paternò, perché se non fai gol, se queste partite, e il direttore di Vittorio Stianese le sa, tanto anche i giocatori, se tu non sblocchi la partita dentro i 30 minuti del primo tempo, poi è arroventata la situazione. Quindi la parte bella è comunque sempre lo spettacolo per il momento dello stadio. I ragazzi vanno allo stadio è bello, e come ho detto lo spettacolo sono le persone che vanno allo stadio, i colori. Poi è il risultato finale che o bene o male lo devi accettare, devi fare o il classico video, la vinci tu la partita, l'abbiamo vinta noi, o con serenità fai la valutazione e, come dicono sempre, il martedì riprendiamo ad allenarci perché sarà un'altra settimana. Siamo nella settimana del carnevale, ufficialmente. Io dico ai dirigenti di evitare di mettersi le maschere sbagliate e di essere adesso calmi nelle dichiarazioni, perché si viene a sapere che non ci sono i rimborsi da ottobre, si viene a sapere che alcune cose non vanno bene, si viene a sapere che tutti sono legati alla maglia. Calciatori, dirigenti, un attimo in questa settimana non mettete le maschere sbagliate, perché preferiamo un attimo il silenzio o quelle frasi fatte del libro del calcio, rendono molto di più delle angherie che poi è come il cane che si morde la coda. Ciao dal Monti e da Penalty. Grazie Giampaolo, ci piace il tuo commento che sta tra l'intrattenimento e lo sport, anche per rallegrare il malumore oppure il pessimismo che spesso e volentieri molte società nel campionato dilettantistico hanno durante il corso della stagione. Grazie, con te chiaramente ci rivedremo la prossima settimana. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, non cambiate canale perché dopo subito parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione. Sempre qui, a Penalty. E il vincitore per la categoria bullismo è Luca! Ci sono molte persone che devo ringraziare per questo. Gli amici, i compagni di classe, il loro sostegno mi ha dato forza anche quando pensavo di smettere. E gli insegnanti che non mi hanno mai fermato. E poi ci sono i miei genitori che mi hanno insegnato a farmi rispettare sempre. Ma c'è una persona in particolare che vorrei ringraziare. Fabio, questo premio è per te. Stasera non ce l'hai fatta, ma ti prometto che vinceremo anche l'anno prossimo. Però cercherò di romperti la testa e non le gambe, così potrai venire anche tu.
Rientrati dopo la pubblicità, sportivi di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo che siamo ogni martedì sera in diretta alle 21 su Gold 78. Se volete rivedere questa puntata basta andare nella pagina ufficiale, naturalmente Facebook, di Penalty. Iniziamo subito a parlare dei 4 gironi del campionato di promozione, subito il girone A. Anche qui siamo giunti alla 7ª giornata di ritorno, il tabellino del girone A, questi i risultati. Dolce Onorio Folgore batte Città di Casteldaccia 4-0, Casteltermini batte Villabate 3-0, Città di San Vito Lo Capo batte Gattopardo 3-1, Camarat batte Casteldaccia 2-1, Nissa batte Lascari 5-0, Partinica Audace Albatros Lercara 0-0, Mazzarese .2 batte Bagheria 2-1. Unitas Sciacca batte Empedoclina 3-1. Vittoria importante dunque per l'Unitas Sciacca nei confronti dell'Empedoclina, perché tiene comunque sempre sotto il Dolce Onorio Folgore, che a sua volta ha vinto fuori casa a Casteldaccia. Guardiamo la classifica. Unitas Sciacca 50 punti, Dolce Onorio Folgore 49, Casteltermini 48, Mazzarese .2 45 punti, Albatros Lercara 39, Empedoclina 34, Casteldaccia 32, Nissa FC 29, Lascari 28, Città di San Vito Lo Capo e Partinica Audace 27, Bagheria 22, Città di Casteldaccia 21, Camarat 19, Villabate 14, Gattopardo 7 punti. Possono già partire le immagini riguardanti la vittoria dell'Unitas Sciacca 3-1 nei confronti dell'Empedoclina. Vittoria che serve alla squadra di Sciacca per rimanere da sola al primo posto. Al secondo abbiamo questo Dolce Onorio Folgore in continua ascesa, che si è liberato con un secco 4-0 della Città di Casteldaccia. Al terzo posto, quindi distanziato solamente di 2 punti, il Casteltermini, a sua volta anche lui vincente fuori casa 3-0 nei confronti del Villabate. In chiave salvezza, vittoria importantissima della Nissa, che si libera con un perentorio 5-0 dell'Ascari. A fine partita abbiamo sentito mister Angelo Bognanni. Sì, sono abbastanza soddisfatto perché i ragazzi oggi hanno fatto il massimo, hanno fatto quello che ho chiesto, quello che abbiamo provato in settimana. Loro sanno che lavorando in questo modo ci possiamo levare delle belle soddisfazioni. Oggi era importante vincere perché il Lascari aveva 2 punti in più di noi, sia sotto il punto di vista della classifica e sia a livello di morale. Oggi era importante portare i 3 punti a casa e i ragazzi l'hanno fatto alla grande, hanno messo in pratica quello che abbiamo provato sotto tutti i punti di vista in settimana e vincere aiuta a vincere, quindi questa vittoria ci farà morale, farà classifica e ci farà continuare a fare bene fino a fine stagione. Sarà un discorso a 3 oppure ci sarà anche una quarta squadra che potrebbe tentare l'aggancio al primo posto? In questo caso stiamo parlando della Mazzarese .2. Vedremo cosa succederà nelle prossime domeniche. E adesso parliamo del girone B del campionato di promozione. Continua l'ascesa dell'Igea 1946 anche questa domenica vincente. Guardiamo il tabellino dei risultati del girone B. Acquedolci batte Sinagra 1-0, Gioiosa batte Stefanese 5-1, Acquedolcese batte Merì 2-0, Castelluccese batte Nuova Rinascita 1-0, Due Torri batte Sant'Angiolese 3-1, Igea batte Gangi 2-1, Profalcone batte Rocca di Caprileone 5-4. Supergiovane Castelbuono batte Torrenovese 2-0. In classifica rimane sempre in vetta l'Igea 1946, Furnari sicuramente sta facendo un grande lavoro, d'altra parte l'esperienza è dalla sua. Igea 1946 in testa con 55 punti, 52 Acquedolci, 43 Sant'Angiolese, 38 Due Torri, 36 Acquedolcese. Con 32 Sinagra e Rocca di Caprileone. 30 punti per Gangi, Castelluccese e Gioiosa, 24 Profalcone e Nuova Rinascita,
Super Giovane Castelbuono 19 punti, 17 per Merì e Torrenovese, chiude la classifica ultima Stefanese con 13 punti. Vittoria fuori casa per l'Acquedolci in quel di Sinagra, vittoria che permette di rimanere sulla scia dell'Igea 1946. Stiamo guardando le immagini di esultanza da parte dei giocatori dell'Acquedolci. Vedremo cosa succederà negli scontri delle prossime settimane. Per adesso Igea 1946 e soprattutto la rivelazione Acquedolci comandano, e alle loro spalle non c'è praticamente quasi nulla, il girone B del campionato di promozione. Voltiamo pagina e adesso parliamo del girone C. Si ferma l'imbattibilità dell'Aci Sant'Antonio che cade in casa proprio con la seconda in classifica, il Milazzo. Guardiamo i risultati. Messana FC Motta 0-0, Sporting Taormina batte Atletico Messina 1-0, Palagonia batte Ionica 1-0. Vittoria del Valdinisi, scontro diretto Salvezza contro il Ciclope Bronte per 3-2, Aci Sant'Antonio che perde in casa con il Milazzo 1-0, Città di Misterbianco Gescal 1-1, Città di Calatabiano batte Sporting Viagrande 4-2, Villaggio Sant'Agata batte Real Aci 2-1. In classifica non è che poi sia successo più di tanto, perché comunque la distanza con la seconda in classifica era considerevole, pertanto l'Aci Sant'Antonio continua ad essere al primo posto. Questo è il tabellino: Aci Sant'Antonio 56 punti, Milazzo 48, Ionica 43, Atletico Messina 39, Sporting Taormina ed FC Motta 38, Città di Calatabiano 32, Real Aci 26, Gescal Palagonia Sporting Viagrande 23, Valdinisi 22, Messana 21, Ciclope Bronte 20, Città di Misterbianco 18, Villaggio Sant'Agata 13 punti. Nell'anticipo di sabato, importante vittoria dell'Atletico Messina nei confronti dello Sporting Taormina. È finita 1-0, con questa vittoria l'Atletico Messina supera proprio in classifica lo Sporting Taormina. Vita mea, morso tua, sfida dal sapore playoff allo stadio Valerio Bacigalupo di Taormina per la 21esima giornata del campionato di promozione siciliana. Per il girone C, lo Sporting Taormina di mister Di Mauro, reduce dal pareggio sul campo del Ciclope Bronte, ospitava un Atletico Messina rinnovato per la terza volta in stagione nella guida tecnica, ora affidata al duo composto da Luigi D'Alessandro e Domenico Bombara in seguito all'esonero di mister Bellinvia dopo il pareggio deludente interno maturato nell'ultimo turno al Gardesport contro la Messana. A dirigere l'incontro il signor Angelo Gulisano nella sezione 10 reale, coadiuvato da Fabio Amata di Barcellona, Pozzo di Gotto e Orazio Fazio, anch'esso della sezione Acese. Passiamo dunque a raccontarvi il film di questa sfida grazie alle immagini e al montaggio a cura di Francesco Morabito. 4-3-3 per l'Atletico Messina, che deve difendersi all'11esimo dalla prima offensiva di marca locale. Infatti sugli sviluppi di un corner da sinistra battuto da Missale, allontanato alla retroguardia biancazzurra, prova ad avventarsi Alessio Emanuele, non centrando però lo specchio della porta difesa dalla Fauci. 6 minuti più tardi prova a fare tutto da solo Lussemi Fofana, prova a sterzare Fofana, ribattuto il suo tentativo poi con l'esterno totalmente sballato. Il suo tentativo, scorriamo fino al 20esimo, quando Mariano Russo lancia dalle retrovie Pasquale Princi, il quale prende l'ascensore per arrivare su questo pallone. Intervento scomposto da parte di D'Arrigo, non c'è nulla per il direttore di gara Gulisano. Si prosegue, minuto 24, Puglia inizia l'azione, Emanuele viene ribattuto la prima volta alla sfera, resta lì per Castorina, calcia male la Fauci, presa sicura del numero 1 biancazzurro. Minuto 28, D'Arrigo calcia addosso alla corte, l'attaccante peloritano si può involare verso la porta avversaria ma viene fermato tutto per un possibile fallo di mano del Re Leone. Alla mezz'ora ci prova allora Riccardo Libro da destra, ma trova il prodigioso intervento di Di Benedetto ad alzare la minaccia in corner. Minuto 35, Russo per Libro sulla prova verticale, trova la corte, per poco non penetra in area la corte, il suo fendente non c'entra però il bersaglio grosso. È un monologo dell'Atletico Messina in questa prima frazione, qui la sventagliata di Russo, innescare Riccardo Libro che scappa sull'autodestro, palla dentro per la corte, non riesce però a sopraggiungere su questo pallone. 2 minuti più tardi lo stesso Riccardo Libro, sventagliata parabolica per Pasquale Princi che non stoppa bene il pallone, si impegna per arrivarci, viene atterrato da Spartano. Non c'è ancora una volta nulla per il direttore di gara Acese Gulisano. Al 40esimo gran palla dentro di Pantano per Riccardo Libro, in controbalzo stava per sorprendere
Di Benedetto, l'ultima emozione della prima frazione di gioco è questo pallone perfetto di Quintoni per la Corte che stoppa in area ma calcia malissimo col mancino, segue solo il duplice fischio del direttore di gara tra le proteste di Nino Lafoci che verrà anche ammonito prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi. Passiamo allora con le nostre immagini al film e la ripresa. Inizia la girandola di cambi dentro De Marco in luogo di Riccardo Libro al 70°, la punizione sapiente da parte di Giuseppe Quintoni da destra, palla però respinta da Di Benedetto che ci mette i guantoni. Minuto 71, sliding door di questa sfida, esce Pasquale De Princi, dentro Samuel Portovenero, spazio anche a Tonino Mento che va a prendere il posto di Capitan Bonanno. Di lì a poco arriverà il tempo anche per Franco Gargiulo che prende il posto invece di Francesco Lacorte. Al 78° però si fa vedere lo Sporting Taormina Puglia, serve Emanuele che va alla conclusione ma la Fauci in presa bassa fa sua la sfera. Ultimo cambio per l'Atletico Messina, dentro Gulletta, fuori Amante al minuto 88. Fofana forse recupera con un fallo piuttosto evidente. L'azione prosegue con un ribaltamento di fronte piuttosto veloce in favore dell'Atletico Messina con Mento che batte veloce la rimessa laterale innescando Samuel Portovenero. Sotto le gambe di Di Benedetto, l'uomo che non ti aspetti al minuto 88 porta in vantaggio l'Atletico Messina. Gioia tra le fila biancazzurre, tanta rabbia invece per la compagine taorminese per questo plausibile fallo di Fofana su Castorina. Guarda il cronometro, il nuovo tecnico d'Alessandro si scrolla invece di dosso molte paure e molto rammarico per l'ennesima stagione sfortunata a Samuel Portovenero. Minuto 90, calcio d'angolo battuto da Miceli, la barra arriva a Villani che di controbalzo calcia alto sopra la trasversale della porta difesa dalla Fauci. Ancora un'emozione, incredibile errore infatti di Alessio Emanuele su questo palleggio perfetto di Zagami. Si spengono qui con ogni probabilità le speranze per la Perla dello Ionio di portare il risultato a casa e così triplice fischio al direttore di gara Gulisano, game over al Valerio Bacigalupo. L'Atletico Messina sbanca il campo dello Sporting Taormina grazie alla rete al minuto 88 di Samuel Portovenero, scavalcando in classifica oltre agli avversari odierni anche il Motta che pareggiava sul campo della Messana. Buon inizio per il duo tecnico d'Alessandro Bombara. Il buongiorno si vede dal mattino. Oggi per l'Atletico è una giornata bellissima. E veniamo allo scontro diretto più importante in questo girone C del campionato di promozione. Vittoria fuori casa 1-0 nei confronti dell'Aci Sant'Antonio. Bentrovati amici appassionati, Comunale di Via Don Luigi Sturzo, big match della 22esima giornata del campionato di promozione siciliana. In campo ci sono Aci Sant'Antonio e Milazzo e Paolo Genovese che quest'oggi gioca col numero 14 a posizionare il pallone a circa 30 metri dalla porta di Alessio Gulisano. Qui Genovese va sulla barriera, Genovese da solo l'illusione del gol, prima vera occasione di questa sfida al nono di gioco, il mancino vellutato di Paolo Genovese, fosforo in mediana, la palla di Arena interessante per Genovese. Genovese forse provava a servire dentro Rasa, tiro cross da parte del numero 14 Mamertino e non è riuscito a imprimere Forneo. Occhio perché ha un po' di spazio Borzi a sinistra, potrebbe scatenarsi in velocità Borzi, è così, salta Salvatore Leo, Borzi, palla sul secondo palo lì dove non è riuscito a correggere in rete Enrico De Carlo, glielo strappa via Fofana. Occhio perché c'è Rasa tutto solo qui a sinistra, servito in questo momento da Genovese. Rasa si può involare a tu per tu con Gulisano, Rasa, ma che intervento in presa bassa di Alessio Gulisano che sbarra la strada al capocannoniere Mamertino. Solito imbottigliamento davanti a Scibili, palla nel cuore dell'area di rigore, aveva svettato Laudani restituendo di fatto la palla a Sinatra. Che occasione per l'Aci Sant'Antonio, non è riuscito a correggere in rete, se non andiamo errato si dovrebbe trattare di Laudani, disputare la finale di Coppa per l'accesso nel massimo campionato regionale. Qui intanto attenzione perché forse Sinatra ha levato dalla testa di Sant'Angelo l'opportunità per passare in vantaggio su questa sventagliata sapiente da parte di Orazio Borzi. Sembra essere intenzionato ad andare Calcagno, potrebbe andare anche con la soluzione a giro sulla barriera Francesco Calcagno. In questo momento Calcagno sulla barriera ed il vantaggio del Milazzo ha segnato Francesco Calcagno, forse sfruttando anche l'infortunio da parte di Alessio Gulisano. Cambia il parziale al Comunale di Via Don Luigi Sturzo, il Milazzo è passato avanti, Porto subentra in area di rigore, porto la palla per Sinatra, Sinatra però serve Sant'Angelo, Sant'Angelo ma trova Scibilia, che parata del numero 12
del Milazzo che nega il gol del pari all'Aci Sant'Antonio. Area molto affollata davanti a Scibilia, di fatto 21 uomini in area di rigore. Bassinatra liftato, svetta Sant'Angelo non riuscendo a correggere alle spalle di Scibilia. Una grande idea perché stava per avviare la ripartenza dell'Aci Sant'Antonio. Duplice fischio del direttore di gara De Francesco. Pronto Sinatra, Bassinatra col destro sulla barriera, Scibilia si allunga e mette il pallone in corner. L'avevamo detto, poteva essere la prima occasione questa ripresa e così è stato. Qui Genovese ha un po' di spazio, prova a sistemarsi il pallone sul mancino, va Genovese in porta ancora una volta. Gulisano riesce però questa volta a metterci una pezza. Ancora la Guidara veramente instancabile, riesce a mettere dentro il velo di Genovese per Bartuccio che apre troppo il compasso. Un'azione travolgente del Milazzo da sinistra con il velo molto intelligente di Genovese a favorire l'inserimento delle retrovie di Felice Bartuccio. L'ex Taormina, Di Bella mette dentro questo pallone, ora anche distratto l'Aci Sant'Antonio. Di Bella, il suo fendente non inquadra lo specchio della porta difesa da Gulisano. Fare il loro ingresso in campo dovrebbe trattarsi del numero 18 Panassidi e Alfio Domarchio. Poi occhio perché qui si invola in campo aperto Felice Bartuccio lo insegue Sardo, Bartuccio rientra sul destro, Bartuccio si prepara al tiro, Bartuccio è prodigioso Gulisano a salvare il risultato sul tentativo di Felice Bartuccio. La postazione di ripresa, i tifosi accorsi qui, cartellino rosso per Caponnetto, fallo da ultimo uomo ai danni di Paolo Genovese. La mattonella sembra essere quella giusta, 4 gli uomini in barriera scelti a Gulisano, va Genovese a foglia morta, tentativo piuttosto debole e centrale. Campanile di Orofino in area di rigore, Madinella è lì pronto perché però la palla sui piedi di Aleo prova a spostarsi il pallone sul mancino e manda in campo aperto Bartuccio, il tentativo questa volta di potenza alla bocca per De Francesco. Arriva in questo momento la fine di questa sfida, il Milazzo si impone al Comunale per 1-0 grazie alla marcatura di Francesco Calcagno. Prima sconfitta stagionale per la compagine di mister Alfio Torrisi che, come già detto, conosce l'onta della sconfitta al termine comunque di una partita intensa. Tante infatti le sfide nella sfida e ora il Milazzo riapre questo campionato, anche se le lunghezze restano comunque 8, si scambiano anche in maniera molto sportiva un abbraccio ai 2 tecnici, Nico Caragliano e Alfio Torrisi. Anche per quest'oggi al Comunale via Don Luigi Sturzo è tutto, l'appuntamento come al solito alla prossima. Agguerritissimo girone C del campionato di promozione sia per quanto riguarda la zona di testa che per quanto riguarda la zona play-out. Voltiamo pagina, adesso l'ultimo girone del campionato di promozione, il girone D. È cambiato poco rispetto a 7 giorni fa, guardiamo il tabellino dei risultati. Megara Augusta batte San Paolo Priolo 2-1, Arberina batte Virtus Ispica 2-1, Don Bosco 2000 batte Atletico Scicli 3-2, Città di Comiso batte Leonfortese 2-1, Floridia batte Caltagirone 3-1, Frigentini batte Sporting Eubea 2-1, Pozzallo batte Ragusa 3-1, vittoria netta del Siracusa 6-2 nei confronti del Modica. In classifica conferma per il Siracusa, in testa con 47 punti, 46 per Pozzallo e Megara Augusta, 38 per il Caltagirone, 36 per il Floridia. 35 Modica Calcio, 33 Città di Comiso, 32 Virtus Ispica, 28 Sporting Eubea, 27 Frigentini e Leonfortese, 22 per RG e Arberina, 20 Atletico Scicli, 16 Don Bosco 2000, 9 punti, ultima in classifica il San Paolo Priolo. E adesso sentiamoci l'intervista invece a fine gara dell'allenatore del Siracusa, Marco Scifo. Oggi la partita si era messa male, siamo subito andati in svantaggio, però poi siamo stati bravi a riprenderla e addirittura anche a vincerla. I ragazzi hanno dato il massimo, in settimana stiamo lavorando benissimo, devo ringraziare tutti, anche i ragazzi che sono entrati al secondo tempo, che
ci ha aiutati, ci ha incitati anche quando eravamo sotto di un gol, e quindi i ragazzi comunque hanno risposto benissimo e siamo riusciti, ripeto, a riportare la partita. È stata una bella cornice di pubblico sicuramente, e ci aspettiamo più persone anche per le prossime partite. Un Siracusa determinato, convincente, però è anche vero che è soltanto uno il punto di distacco nei confronti del duo Megara Augusta e Pozzallo. Vedremo come andrà a finire il tutto, tra poco arriveranno anche tra l'altro gli scontri diretti. Ultima pausa pubblicitaria, rientreremo subito dopo per parlare, seppur in maniera limitata, del campionato di prima categoria, campionato fermo che riparte il 1° marzo. E che è sta roba? È il futuro. Erba sintetica da terza generazione, manca fatto un polietileno. Niente più sassi, niente più bue, niente più ragazzini che si sbucciano nei ginocchi, niente più vestiti. Ma che cazzo? Questo qua è la sporta. Dovete mordergli le camicie, abbaiare se necessario. Ci devono cagare sotto quando vi guardano. La vogliamo vincere? Sta cazzo di coppa. Dai, raga! Prova a immaginare, qua tutto bello, verde, e il pallone che rotola preciso, senza quei rimbalzi improvvisi. Alla fine ci buttiamo dentro pure 2 campi da tennis e una piscina e fame il botto. Lo stai a dire sul serio? All'età tua tutti volevamo fare i calciatori, non sei speciale. I bambini guardano il pallone come una sfera di cristallo, ci leggono dentro un futuro da star, ma la ricerca nel business delle scuole calcio evidenzia che solo 1 su 5.000 arriva in Serie A. Guarda che sono 30 anni che te alleni la squadra dei ragazzini e non ha vinto mai cazzo, manca la coppa! C'è la terra, lo sporco, e il polverone, tutti sti graffi che ti si appiccicano addosso. Sto sport è nato sulla terra. Vi consiglio personalmente di andare a vedere questo film intitolato La partita, perché chi vive il mondo del calcio dilettantistico sicuramente si ritroverà tantissimo proprio nella visione di questo bel film. E adesso parliamo del campionato di prima categoria, campionato comunque fermo, ritorneranno tutti in campo il 1° marzo. Diamo comunque i tabellini degli incontri che si disputeranno appunto il 1° marzo. Parliamo subito del girone A, queste le partite che si disputeranno: Castellammare Calcio Giardinellese, Real Menfi Città di Cinisi, Balestrate Iccarense, Fulgatore Erice Borgo Cia, Valderice Gibellina, Città di Carini Altofonte. Non giocherà il San Giorgio Piana. In classifica, velocissimamente il tabellino, abbiamo sempre in testa il Fulgatore con 45 punti, al secondo posto Iccarense Città di Carini con 35. Nel girone B, questi invece gli incontri: Città di Petralia Sottana Palermo Calcio Popolare, Real Casale Sporting Termini, Real Suttano Città di Petralia Soprana, Real Trabia Calcio Rangers, Rocca Palumba Città di Castellana, Valle d'Olmo Cerda Giuseppe Macina, riposerà Resuttana. In classifica la Resuttana sempre in testa con 52 punti e al secondo posto distanziatissimo lo Sporting Termini con 39. Nel girone C il 1° marzo riprenderanno le battaglie per quanto riguarda questo primo posto, dove in questo momento abbiamo il San Fratello con 46 punti e la Sfarandina con 45. La state vedendo adesso la schermata appunto della classifica, schermata invece del prossimo turno, quello che si giocherà
Il 1 marzo Furnari Portorosa Sfarandina, Futura Pro Tonnarella, Aquila Rodi Milici, Nasitana 3S Brolo, San Fratello Città di Galati, Stefano Catania Città di Mistretta, Umbertina Rosmarino. Parliamo adesso del girone D, dove tra l'altro settimana scorsa si è disputata la partita di recupero tra Orsa Promosport e Promende. Questi gli incontri della settima giornata di ritorno, 1 marzo 2020, Nuova Azzurra Juvelina 1958, Real Sud Nino Di Blasi Orsa Promosport, Robur Promende, Saponara PGS Luce, Academy San Filippo Monforte San Giorgio, Duilia 81 Casalvecchio Siculo, Fiume di Nisi Sant'Alessio. In classifica Nuova Azzurra sempre in testa con 44 punti, eccola qua la schermata, 40 per Duilia 81, 39 per il Promende. Anche il girone E è molto agguerrito, in testa abbiamo l'FC Belpasso, ma distanziato di un solo punto il Belpasso Calcio, appunto con 47. Eccola qui la classifica. Questi gli incontri che si disputeranno domenica 1 marzo, AC Buonaccorsi Pedara Calcio, Calcio Belpasso Zafferana, Giardini Naxos Atletico Mascalucia, Città di Catania RSC Riposto, Leo Soccer Castel di Judica, Riposto Calcio Mascalucia, Militello Val di Catania Belpasso FC. Probabilmente lo scontro più importante di giorno 1 sarà proprio quello che si giocherà a Militello, tra Militello Val di Catania e Belpasso FC. Parliamo adesso del girone F, in testa abbiamo il Mazzarone, distanziatissimo al secondo posto il Perscicli con 39, questa è la classifica che state vedendo. Passiamo subito al tabellino delle partite che si disputeranno giorno 1, Città di Canicattini Santa Lucia, Mazzarone Calcio Pro Ragusa, Pachino Città di Francofonte, Rinascita Anetina Portopalo, Vizzini Calcio Perscicli, riposeranno l'Atletico Santa Croce e il Città di Chiaramonte. Parliamo del girone G, dove la scorsa settimana è stata recuperata la partita tra Atletico Gorgonia e Ravanusa. È finita 4-1, con questa vittoria l'Atletico Gorgonia ritorna al primo posto in testa in questo girone G del campionato di prima categoria, mentre invece adesso vi diamo il tabellino degli incontri che si disputeranno giorno 1 marzo. Branciforte Agila, Villarosa Atletico Favara, Atletico Gorgonia Sant'Anna Enna, Barrese Nicosia, Città di Caltanissetta Master Pro Calcio, Libertas 2010 Ravanusa, Raffadali 2018 Gemini. Campionati fermi, ma si sono disputati alcuni incontri dei triangolari riguardanti la Coppa Italia di categoria. Vittoria della Nuova Azzurra nei confronti della Città di Galati per 5-2. Guardiamo il servizio. Nel terzo turno del triangolare di Coppa Sicilia, competizione riservata alle squadre che militano nel torneo di prima categoria, la Nuova Azzurra supera nettamente al Felice Naselli di Fondaconuovo il Città di Galati per 5-2 grazie ad uno scatenato Giuseppe Marcini, autore di 4 reti, e si porta in testa al girone, che vede anche la presenza del San Fratello. Un match che si mette subito in discesa per la formazione allenata da Giuseppe Salvo, quando dopo 14 secondi Guglielmo Torre apparecchia per Marcini, che a porta vuota non può sbagliare il più facile dei gol, e quindi si apre lo show del capitano barcellonese. Il Città di Galati comunque non sta a guardare, Parafioriti su punizione e salta le doti di Soldino, che si supera anche sul colpo di testa ravvicinato di Eric Campisi. Insiste ancora la formazione del Città di Galati con il cross dal fondo di Isidoro Truglio, che trova la deviazione in angolo di Marchetta. È un buon momento per il Città di Galati, che ci prova ancora, e al 17° il sinistro di Parafioriti non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz'ora però Calderone prova a colpire col mancino, il suo sinistro dal limite sfiora il palo della porta difesa da Giuseppe Truglio, ma al minuto 36 arriva il super gol di Giuseppe Marcini, che con un sinistro imprendibile mette sotto l'incrocio dei pali il pallone, che vale di fatto il raddoppio per i suoi e la sua doppietta personale. Il Città di Galati, nonostante il doppio svantaggio, non ci sta, prova a rientrare
rientrare in partita ancora punizione di Parafioriti e Soldino si salva in corner. L'estremo barcellonese però nulla può fare al 39esimo quando il destro ravvicinato da parte di Pratico lo supera con la palla, dunque che finisce in gol per il 2-1. Una gioia però che dura pochi minuti, perché al 47esimo la Nuova Azzurra rimette le cose a posto grazie al solito Giuseppe Marcini che di testa gira alle spalle del portiere Giuseppe Truglio la punizione di Cucè per la sua tripletta personale. Con le nostre immagini ci spostiamo nel secondo tempo, una ripresa che si apre subito con il gol della Nuova Azzurra firmato ancora dallo scatenato Giuseppe Marcini che gira in porta la punizione di Marchetta e firma la sua quarta rete della partita. Poi al 60esimo il direttore di gara concede il calcio di rigore ai barcellonesi per l'atterramento in area di Franchina da parte di Vilardo. Dagli 11 metri si presenta Alessandro Calderone che col destro spiazza il portiere Giuseppe Truglio per il gol del 5-1. Nonostante le 4 reti di svantaggio, il Città di Galati riesce al minuto 62 ad accorciare le distanze grazie ad Isidoro Truglio che controlla e da fuori area col sinistro batte il portiere Soldino fissando il punteggio sul definitivo 5-2. Finisce così Nuova Azzurra dunque che si porta a quota 3 nel triangolare e adesso scenderà in campo il 4 di marzo per affrontare il San Fratello. Spesso e volentieri la Coppa Italia rappresenta un'ancora di salvezza per molte società nel settore dilettantistico. Vedremo cosa succederà dopo la disputa di questi triangolari, almeno per quanto concerne il campionato di prima categoria. Chiudiamo qui la puntata di Penalty, appuntamento che ritornerà puntuale martedì prossimo a partire dalle ore 21 in prima serata su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre per Sicilia e Calabria. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima settimana. Talento, fortuna, esperienza, impegno, costanza, coerenza, tra genio e follia c'è poca differenza. Hanno lo stesso punto di partenza. Ma se sei solo e ti perdi e non va come vorresti tu, non c'è un navigatore né un tutorial su YouTube. È bello se ti riconoscono, è bello se vai in TV, ma è meno bello quando sei tu che non ti riconosci più. Tutto è più facile visto dagli occhi degli altri, perché quando non sei tu che piangi gli occhi sono meno rossi e meno grandi. Se vinci ti vogliono bene, ti fanno la ola, ti cantano un coro. La vittoria è una cosa di squadra, ma se perdi, perdi da solo. Per ogni ballerina che ha male ai piedi e si medica, per ogni calciatore che risparmia per le scarpe nuove, ogni studente che non mangia si dimentica, o musicista che anche da stanco va in sala prove, per ogni sportivo, artista, regista, scrittore, fotografo, astronauta, cantante o disegnatore. Se c'è riuscito uno, possiamo farlo tutti. Il tuo sudore è la tua occasione, che fai, la butti. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Se credi in quello che fai. Chi ci crede chi è che ha fede è chi riesce a vincere anche senza te. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Se credi in quello che fai. Chi ci crede chi è che ha fede è chi riesce a vincere anche senza te. Quando ero piccolo qualcuno mi ha detto che sono i sogni nel cassetto che ti rendono uomo. Ora che sono cresciuto il sospetto che i sogni che avevo sono solo una parte di ciò che sono. Sono i calci che ho preso lungo il cammino, ridere in faccia al destino, incontrarla, sposarla, farci un bambino. Quello che ho dentro non è quello che dico in giro, e non c'è re che non sia stato prima un principino. Sono Ettore Tortorici e vi do appuntamento tutti i giorni, da lunedì al giovedì alle 15:30 con TVTV per parlare di musica, teatro, cinema, cultura, televisione e tutto quello che fa spettacolo. Ti aspetto!